oggi, sapete che oggi, adesso in questo momento si sta inaugurando la fiera, 20ª fiera di Gaia, e sono anche 20 anni dell'Eco Istituto, dal 1996. La fiera di Gaia è cominciata nel 97, però si è fatto il conto, è la 20ª. Sembra strano, ma è così. E questa mostra che abbiamo alle spalle è il riassunto di alcune delle cose entro le quali ha lavorato l'Eco Istituto, non assolutamente le cose che ha fatto, alcune sì, come per esempio il progetto RAV, Rete Alta Velocità o altri progetti, altri invece ci siamo dentro, ci siamo stati dentro, con sempre l'ottica dell'Eco Istituto, che è quella di sostenere, di migliorare, di rafforzare le iniziative di associazioni e comitati per l'ambiente, non di sostituirsi, di mettersi assieme, di fare rete, insomma. Questa mostra è stata fatta fisicamente, come vedete, da Marina Salvato di Mogliano, che spero che arrivi, che è la prima volta che riusciamo a fare una mostra così bella. Di solito lavoravamo tanto, no Anna? Ma per fare delle cose molto più artigianali, questa che durerà nel tempo, perché come vedete è fatta in PVC, l'ho odiato in PVC, talvolta è utile, e la porteremo domani anche nel mezzo della fiera in via Piave. E adesso vi presento due persone. Qui abbiamo Marco Ciotto, che è l'autore del libro Consumare carne, che abbiamo distribuito nel mese in aprile, insomma, al posto di Gaia Primavera. Al posto di, perché il libro è talmente interessante che ci sembrava proprio che sostituisse brillantemente la rivista. Questo libro è stato presentato anche da Marco la settimana scorsa a Pordenone Legge, dentro un marasma di 300 iniziative. Pensavo che sarebbe scomparsa in un angolino di 5 persone, invece c'erano un centinaio di persone, ne hanno vendute tutte le copie che avevamo, 45 copie, lo stiamo ristampando, perché evidentemente ed è la prima volta che un vincitore del concorso Laura Conti, al quale dedichiamo l'ultimo dei nostri pannelli, grazie, il terzultimo in realtà, è la prima volta che mi prendo la tesi e così com'è, scambiando 4 virgole, la pubblichiamo come libro. Di solito dovevamo tagliare, aumentare, chiedere, approfondire. Questa volta il libro era esattamente quello che ci voleva, cioè un ragionamento sulla carne che a 360 gradi guarda l'aspetto salutistico, quello internazionale, quello economico, quello ambientale, eccetera. E la cosa ci fa molto piacere, fa piacere anche a Marco, che lavorava in Brasile in quel momento. Io parlavo con lui, ma lui era in Brasile, che faceva il volontariato civile, ma lo sostituivano i genitori che venivano, si auguravano a Gaia, prendevano le copie. Era proprio in questa sala che li abbiamo incontrati. Allora continuiamo con questa breve produzione. Se avete voglia dopo o domani, quando la portiamo nei giardini di Via Piave, vi guardate questa mostra, però il riassunto della mostra ce l'avete in questo inserto, che è l'inserto di questo Gaia, il Gaia di autunno, che è appena stato stampato, ce l'abbiamo qui e verrà spedito tra qualche giorno. Vi dico solo i titoli di questa inaugurazione: la dedica ad Alex Langer, è inutile che entriamo, la questione dei rifiuti, che è stato il tema su cui è nato di più l'Eco Istituto, e poi la questione della mobilità, con le grandi proposte dell'Eco Istituto che hanno avuto degli seguito, in particolare la rete alta velocità di Carlo Giacomini, Andreolo e Verlato, che hanno praticamente impedito che sfasciassero i coliberici collinari. Ti ho evocato, Carlo, nel momento giusto, e perché la linea che aveva progettato era da Verona a Padova, passando in mezzo ai coliberici collinari. La proposta alternativa è stato un lavoro enorme, che è inutile che adesso ricordiamo, ma che Carlo e i suoi amici hanno fatto in un'estate, e che voglio dirvi solo questo, è che la TAV voleva comprarci per la bellezza di $500 milioni quella volta. Noi abbiamo detto grazie, no, lo regaliamo ai comuni, e i
tutti fuorché il comune di Vicenza, che infatti fino adesso sta ancora lì cincischiando sulla questione, solo unico comune del mondo. Poi la questione dell'educazione ambientale, scuola della natura, abbiamo qui Anna Ippolito, e nella storia dell'Eco Istituto c'è anche la Maristella Cappello e tante iniziative fatte per le scuole, da video a libretti, a mostre, a giochi, eccetera, persino anche un gioco che abbiamo ancora, che distribuiamo ancora su Mestre. Poi la parte di inquinamento zero, c'è qui Franco Rigosi in particolare, e poi Livio Giuliani sulla parte Marghera, sulla parte campi elettromagnetici. Poi la questione Cansiglio, c'è qui Toio, non c'è qui Giancarlo perché oggi è venuto Villares, non so in quale montagna, e trovate le foto del Cansiglio. Poi la questione Amico Albero, c'è qui Chico e tanti altri di Amico Albero, che è nato da un lavoro dell'Eco Istituto, nel senso che era un corso sulle potature, da cui è nato poi l'associazione. Il nome Amico Albero è stato inventato da un nostro amico commercialista, il logo da una nostra amica grafica, è stato tutto così, è nato tutto molto ruspante, e trovate le foto di qualche battaglia vinta, ne abbiamo perse parecchie con Amico Albero, però alcune, per esempio questa che è in fotografia qui, a Favaro abbiamo salvato, vero Josip? Abbiamo salvato un bel po' di anni. Ecco, Josip è qui perché in quei giorni, abitando lui a Favaro, siamo entrati in contatto, allora era anche di Greenpeace, eccetera. Poi c'è la questione Laguna, c'è qui Stefano che ha fatto le denunce sul Mose 10 anni prima di quelle con cui sono arrivati adesso. 10 anni prima, e tutte quante, come mai tutte affossate? Perché erano in busta paga anche quelli che non avevano Corte dei Conti, Guardia di Finanza, tutti in busta paga del consorzio. E sul Mose voglio sottolineare solo il fatto che le nostre denunce non erano tanto e solo su questioni formali, su questioni che stanno rubando, cose del genere, ma su questioni sostanziali. Perché rubano, perché pagano, perché è un progetto sbagliato e devono chiudere la bocca a tutti quelli che dovrebbero intervenire per bloccarlo, e fanno parlare quelli che sono invece sono pagati per questo. Ahimè, gran parte dell'intelligenza veneziana, gran parte pagata a suon di milioni. Poi c'è la questione grandi navi, e domani, ahimè, in parallelo alla Fera c'è anche un'iniziativa grandi navi. Poi c'è la questione il Museo della Laguna, che è malcontenta, e trovate la foto del magnifico plastico, che sembra impossibile fare un plastico sulla laguna, perché come fai a fare? E invece è fatto in maniera tale per cui si schiaccia un bottone, si illuminano le terre emerse in bianco, se ne schiaccia un altro si illuminano i canali navigabili in blu, e la visione è veramente straordinaria per chi non ha visto, e la foto rende già un po' questa situazione, e non è molto frequentato, però c'è. Poi abbiamo segnalato la questione dell'urbanistica, il PAD, il digiuno fatto qualche anno fa, c'è la foto del giorno in cui hanno digiunato con me addirittura 13 donne, c'è qui la Carla che era una delle 13 se non sbaglio, dopo viene la Roberta che era un'altra, non so se ce ne sono altre delle presenti che hanno fatto quel giorno il digiuno. Comunque è stata un'epopea che alla fine ha rallentato, ma non ha eliminato la speculazione, ma l'ha molto rallentata su Tessera, i quadranti di Tessera. Poi la cosa forse in assoluto più bella che ci siamo mai inventati, Montor Wilderness, Toio e noi, che è i 100.000 passi per salvare Schievenin, una marcia che è partita da Schievenin, cioè dal Monte Grappa, 40 km il primo giorno, 300 persone a piedi fino a Treviso, 40 km il secondo giorno, ancora 300 che sono diventate poi di più alla fine, 400 perché si sono aggregati a Modiano, fino a Venezia. E il mercoledì successivo, era la domenica, il Consiglio regionale che all'unanimità blocca le 2 cave che avrebbero distrutto il Clavate. Pensate che una delle 2 cave voleva dire prendere una di queste montagne, il Col d'Eroro, e decapitarlo per 60 metri d'altezza. Questo era il progetto per il cementificio. E poi la parte salute, con soprattutto il parto naturale. Domani qui alla fiera ci saranno un paio di queste ostetriche
che fanno questa attività di parto naturale, parto in casa o comunque parto molto seguito umanamente. Poi la questione Zero Energy, c'è qui Luca Fatabrini, eccolo qua, che ha a un certo punto sostanziato la questione energetica dentro l'Ecoistituto come Zero Energy. Lo trovate nel sito, se cliccate nel sito dell'Ecoistituto trovate le attività. E poi ultimo abbiamo messo in evidenza dell'energia, la questione delle trivellazioni. Noi siamo stati parte di questo movimento che purtroppo non è arrivato, ma ha comunque portato un grande risultato, 12 milioni di votanti. E poi ancora gli animali, la caccia, che era la vecchia tradizione, e poi questa nuova da una decina, dal 2006, da 10 anni, portata soprattutto da Leda Cossu, che non mi pare di vedere adesso, che è la benedizione degli animali, cosa che fa irritare taluni, ma che è il segno di considerare gli animali quasi come persone. Ho messo il quasi, c'è chi non mette il quasi, ma comunque in questo numero di Gaia abbiamo pubblicato un articolo bellissimo che si intitola Sentono, pensano, parlano. I doveri umani verso gli animali, non i diritti degli animali, ma i doveri umani verso gli animali. È un articolo che vi consiglio di leggere perché è scritto in maniera chiarissima. E le ultime 4 tabelloni sono sulle riviste di Gaia e Terra Acqua più Veneto, Ruspante, Veneziano, Veneto, Gaia più nazionale. Qui ci sono i redattori anche degli ecoistituti di Reggio Emilia, di Genova, della Valle Ticino, che appaiono nella seconda pagina di Gaia come rete degli ecoistituti Valle Ticino, Piemonte, Reggio Emilia, Genova e Cesena. Sono 3 quelli presenti, 2 e mezzo, insomma. E poi i tantam libri, cioè i libri che abbiamo fatto all'inizio, e poi i libri di Gaia, tra cui Consumare carne, che è diventato appunto un libro di Gaia, oltre che essere stato pubblicato dalla Fondazione ICU. E poi ancora le attività, il premio Laura Conti, che ho già segnalato prima, il fatto che dentro la sede dell'Ecoistituto, che non è questa ma è quella attaccata alla stazione, ci siano 2 associazioni, una il Movimento dei Consumatori, con Giulio Larno Francia, che fra un po' apparirà, di solito esce fuori dal pavimento quando meno te l'aspetti, e poi la Fondazione ICU, che non è un'associazione ma è una fondazione appunto, e che ha come scopo la divulgazione delle istanze ecologiste, non lo sportello, perciò non c'è lo sportello dell'ICU, ma c'è invece la produzione dei libri, dei materiali. E nel sito dell'Ecoistituto, quando voi cliccate, trovate la scelta: vado nell'Ecoistituto o vado nell'ICU. Il sito è lo stesso appunto perché le cose sono spesso collegate. Poi c'è la grande quantità di archivi che voi forse non avrete mai visto, ma chi entra dentro le stanze dell'Ecoistituto ha paura che gli caschino addosso, perché sono tutte tappezzate di 2500 testi di laurea, di 200 più o meno cartelline sull'ambiente veneto, altre 200 sull'ambiente nazionale. Cartelline vuol dire, non so, energia fotovoltaica, energia idroelettrica, ognuna ha un tema e dentro c'è il materiale da cui nascono anche ricerche, spesso anche di laureandi che vengono sui rifiuti in particolare, e soprattutto gli articoli di Gaia e di Terra Acqua. E infine, per concludere, il Centro Città Aperta, dove siete adesso, che viene dalla mia famigerato vitalizio. Io ho avuto il vitalizio e l'ho buttato qui, l'ho comprato sta cosa perché darglielo indietro mi sembrava poco utile, invece è molto più utile fare questa operazione. E qui ci sono, come avete visto, le attività yoga, tai chi, il movimento non violento, alla sede ufficiale qui, l'amico Albero anche, e poi ancora gli incontri che facciamo il sabato, la domenica pomeriggio all'ora del tè. Infatti fuori c'è gente pronto, perché normalmente noi alle 5 del pomeriggio di domenica, non tutte le domeniche, presentiamo il libro Vittorio, tra un po' presenteremo il libro di Paolo Cacciari. 2 libri ha fatto ultimamente, uno più bello dell'altro, proprio veramente bellissimi, e poi così via. L'ultima pagina appunto presenta il movimento non violento e la fiera della città possibile, che è in fondo l'iniziativa più conosciuta dell'Ecoistituto, è quella più così che ha un impatto maggiore,
Nazionale che si tiene ormai da 20 anni, che si tiene sempre l'ultima domenica di settembre. Bisognerebbe ricordarglielo a qualcuno che fa giustamente sempre l'ultima domenica di settembre un'altra iniziativa a Venezia, però pazienza. E poi questa fiera ha come scopo, ha due scopi: uno, quella di far conoscere le tecnologie appropriate, eccetera. Ci sarà Emilio, il figlio di Roberto, che insegna come fare manutenzione delle biciclette, ci saranno quelli che insegnano come cucinare, ci saranno, e c'era l'anno scorso quelli che insegnavano a cucire, a rammendare i vestiti, e poi i mercatini, tanti mercatini, la presentazione delle associazioni, ma anche la riconquista di quel giardino, che è un giardino che, se andavate su Google fino a 10 giorni fa, clicavate via Piave, giardini, trovate giardini, parco delle badanti e degli spacciatori. Ho fatto una denuncia, il giorno stesso in cui è uscita sui giornali, alle 8:30 Google aveva già tolto questa scritta, però non ha tolto gli spacciatori, ha tolto solo la scritta. Le badanti le ha tolte il comune, purtroppo, perché ha tolto le panchine, come se togliere le panchine facesse andare gli spacciatori, invece ha fatto andare via solo le badanti, che erano invece nostre frequentatrici assidue anche dei mercatini. Pazienza, ritorneranno quelle panchine. Comunque, questo è per dirvi che questa mostra non è stata fatta una tantum, è stata fatta per durare, perché poi alcuni di questi pannelli verranno esposti nelle vetrine dell'Ecoistituto, altri andranno in altre vetrine che ce l'hanno già chieste, perché parlano e spiegano, insomma, per esempio Amico Albero potrà essere messa qui fuori, per esempio quella del movimento non violento, in maniera che servano in permanenza. E adesso la Sandra conclude il suo mini concerto con un notturno di Chopin. Ok.
Parlerai molto bene di questo pianoforte in No, no, non suona, ci sono gli scordati e gli spiattati. Questo pianoforte viene dal mercatino di Brugine, però l'abbiamo fatto accordare. Però sono già 10 anni. Però a 10 anni già. Magari un po' di pulizia sui poveri tasti di avorio, tra l'altro. Elefanti. Ecco, Sì. allora intanto grazie a Sandra e cominciamo il tema che è questo di queste 2 ore e mezza che da qui alle 6. Quale futuro per l'ecologismo in Italia? È un tema difficile che infatti nessuno tratta in Italia in questo momento, ma proprio nessuno, mentre era un tema molto trattato 20 anni fa, quando c'erano i verdi in ascesa, eccetera. Dal 2000 in poi non se ne è parlato più. Allora io ho fatto un breve riassunto, ve lo leggo così non vi porto via più di 5 minuti. L'ho scritto e questo me l'hanno pubblicato ieri sull'Avvenire di ieri. Oggi non potete comprarlo perché me l'ha detto Paolo, io l'ho mandato in giro alla Nuova Venezia, Piazzettina, Clermont, nel Veneto. Il convegno che si tiene oggi al centro Città Aperta affronta un tema fondamentale: quale futuro dell'ecologismo in Italia. È tempo di discutere dopo la stagione d'Italia Nostra e delle associazioni protezionistiche che negli anni 70-80 hanno dato impulso ai parchi nazionali e regionali, a quella breve stagione dei Verdi che dall'85 al 2000 hanno tentato di rappresentare le istanze ambientaliste nelle istituzioni, in presenza ora del Movimento 5 Stelle che ha ereditato in parte quelle istanze. Certamente molte associazioni, e quindi cito alcune, il Costituto, Montauridas, l'IPU, Beati Costruttori di Pace, Movimento Non Violento, sono vive e vegete, ma l'avventura elettorale dei Verdi, nati sull'esempio dei Green tedeschi, è finita talmente male da produrre l'abbandono dell'impegno ecologista in migliaia di persone. In Italia si sente questo voto. Eppure i problemi ambientali locali e planetari sono enormi. Dai cambiamenti climatici, alluvioni, aumento del livello dei mari, desertificazioni, migrazioni bibliche, alla cementificazione dei suoli, inquinamento delle acque, traffico sempre più invadente, grandi navi nei piccoli porti, non solo Venezia, abbiamo visto a Genova cosa è successo, cave, aumento di consumi e rifiuti, scarico clandestino di rifiuti velenosi, inceneritori alla diossina, agricoltura chimica, allevamenti lager, estinzione di specie vegetali e animali. Forse si potrebbe immaginare. L'enciclica Laudato Si di Papa Francesco nasce da questa constatazione. L'umanità corre verso il baratro e si parla di estinzione della razza umana nell'arco di un secolo, nella più completa disattenzione. L'umanità è presa da guerre, muri contro le ondate migratorie, rincorsa di improbabili crescite economiche, arricchimento di piccole elite e impoverimento di miliardi di persone. Chi ha coscienza di questa situazione, che è un paradossale Titanic mondiale, si sente impotente e isolato nel frastuono delle chiacchiere consumiste. Basta accendere la televisione, girare i canali e si sente che cosa vuol dire chiacchiere consumiste. Si salva proprio la trasmissione, quello che vai a cercare. Talvolta quelle trasmissioni che andiamo a cercare sono a favore dei vaccini e degli OGM. Non so se avete visto Iacona cosa ha combinato. Hanno aperta e chiusa parentesi. Iacona a favore degli OGM, una trasmissione, a favore dei vaccini un'altra, di una malafede paurosa, e anche a favore degli inceneritori. Chiusa la parentesi, per non parlare del padre e figlio scientisti, eccetera. Chiacchiere consumiste che non vogliono vedere le cause nemmeno delle sempre più frequenti piogge monsoniche, trombe d'aria, alluvioni. Il convegno ha lo scopo di unire le forze, partorire iniziative che riescano almeno a intaccare il muro dell'incoscienza ambientale.
Qui non si vuole salvare il mondo, ma si vuole fare piccoli passi avanti di sinergia, questo è lo scopo. La parola a chi la chiede. Io so che siete pronti in tanti a parlare, quindi basta, Oreste, vuoi cominciare tu? Ti metti qua per parlare, perché se no non ti vedo. Oreste Magni dell'Eco Istituto della Valle del Ticino, che non è in Svizzera, ma è nella Valle del Ticino, cioè vicino a È buffa questa cosa, perché questo qui mi ha fatto il saltafosso, cioè nel senso che forse tra le realtà più presenti noi siamo la realtà più microscopica, cioè nel senso io abito in un paesino di 8.000 abitanti, quindi questo non vuol dire che non riusciamo a fare delle cose, ma però penso che ci siano ben, qui sentiremo ben altri contributi che non il mio. Ma niente, una brevissima presentazione. Noi siamo nati di fatto 25 anni fa, allora non ci chiamavamo ancora Ecoistituto, ci saremmo chiamati qualche anno dopo, ci chiamavamo loro Comunità di Difesa Ambientale, all'interno di una grossa mobilitazione territoriale per impedire la costruzione di una discarica lì a un paio di chilometri da dove abito io. Ecco, questa vicenda che ha portato un presidio che è durato 900 giorni e 900 notti, dove è successo veramente di tutto, dove solo attraverso una costanza e una grossa partecipazione e grazie alla scelta di metodi rigorosamente non violenti nel portare avanti, anche quando siamo stati bastonati dalle cosiddette forze dell'ordine. E ha portato anche grazie a una elaborazione proprio che si svolgeva durante questo presidio, poi ha avuto anche delle ricadute istituzionali, nel senso che la prima legge sulla raccolta differenziata in Lombardia di fatto è stata concepita all'interno di questo presidio. Dopo quei 900 giorni non facciamo tempo a tirare il fiato e c'è l'esplosione del pozzo petrolifero di Trecate a 7 km da noi, tanto per... Siamo in una zona che dovrebbe essere tutelata, insomma, quella della Valle del Ticino, però queste cose succedono. E lì è iniziata tutta un'altra storia che ci ha visto poi arrivare fino al Parlamento europeo, dove siamo riusciti nel 95, grazie al contributo notevole che ci diede Alexander Langer. Purtroppo quando noi saremmo arrivati al Parlamento europeo, Langer se n'era andato alcuni mesi prima. Comunque siamo riusciti comunque a bloccare una serie di trivellazioni lì nel parco. Poi è stato in quel momento, entrando in contatto con altre realtà europee, che ci siamo posti la domanda, abbiamo conosciuto altri ecoistituti, in genere tedeschi, eccetera, ci piaceva questo modo di porsi, tant'è che poi alcuni anni dopo abbiamo fondato il nostro ecoistituto. Niente, forse rispetto ad altre realtà siamo una piccola realtà anomala, però come dicevo ci diamo da fare. L'ultima vicenda che ci sta vedendo impegnati è la chiusura di un inceneritore, quello di Busto Arsizio, dove anche grazie a uno dei nostri soci fondatori che tutti voi conoscete, che si chiama Enzo Folorino, anche qui attraverso l'istituzione di un tavolo tecnico, però supportato da un buon movimento di opinione, si è riusciti a cambiare l'impostazione di quelli che dei 28 comuni facenti parte del consorzio che gestisce l'inceneritore. Inizialmente c'era solo un comune contrario al revamping, al potenziamento dell'inceneritore. Dopo un anno e mezzo di incontri, mobilitazioni, ma soprattutto dimostrazioni che altri modi di affrontare il problema erano possibili, poi siamo giunti al fatto che nell'ultima assemblea dei soci di questo consorzio hanno deciso la chiusura di questo inceneritore il 31 dicembre 2017. Non è detto che questo avverrà, perché non si sa mai cosa succede in queste cose, però
vuol dire che diciamo, certe cose si possono fare. Noi cerchiamo di farlo non tanto perché ci interessa direttamente essere in tanti, anzi non è che facciamo proselitismo, non ci interessa farlo, ci interessa invece che nascono altre realtà con cui si possa collaborare e con cui si possono fare le cose. E questo vediamo appunto che funziona. Anche noi abbiamo una sede, tra l'altro in una chiesa del Settecento che doveva essere abbattuta, siamo riusciti invece a recuperarla. Una volta il nome, diciamo, era Santa Maria in Braida, oggi si chiama Le Radici Leali, è un luogo, come dire, molto frequentato da diverse associazioni, è un luogo anche bello, devo dire, perché le chiese è questo non sono... tutto un po' nobile, diciamo. Vabbè, anomalo, ecco, perché è nobile. E niente, facciamo una nostra rivistina locale, che è questa, è carta riciclata, anche se e niente, dove cerchiamo di trattare un po' di diversi temi, anche se ovviamente non sono tutti squisitamente ambientali, ma passiamo dal livello culturale piuttosto che altre, come dire, cosettine più spicciole. Però la cosa che ci fa piacere è quando magari ci ferma qualche vecchietta, magari ultraottogenaria, e la dice: "La ma piace la roba lì, minga, che la roba che la fa il comune". Sì, e infatti questa noi la distribuiamo. Devi tradurre, perché non pensare... Mi piace la rivista che fate, non quella che fai tu. E infatti è sostenuta, cioè non viene venduta, viene distribuita, però ha una serie di persone che la sostengono, e questo ci consente di farlo uscire ormai da parecchi anni. Sul tema specifico, quale futuro? Dai qualche idea. Ma io quello che vedo, io sono da quel dì allergico alla forma partito, quindi ecco, il fatto che anche la vicenda dei Verdi sia finita come sia finita mi ha ulteriormente, come dire, convinto che non possono essere queste le forme oggi più adatte rispetto alla sfida che abbiamo di fronte. Certamente è necessario una maggiore connessione, un maggiore interscambio di esperienze e una maggiore, questo sembrerebbe una contraddizione, di fatto non lo è, ma anche autonomia, nel senso capacità di camminare con le proprie gambe a partire proprio dalle proprie realtà locali, che non significa chiusura o localismo, ma significa essere una parte viva all'interno di una realtà che ha una sua dinamica, che ha bisogno anche di essere, come dire, di avere una possibilità di essere realtà anche numericamente contenute, ma questo numero limitato consente quel rapporto faccia a faccia, diretto, eccetera, che consente poi di, come dire, condividere meglio le proprie azioni e creare quei rapporti di fiducia che non possono che essere costruiti con la conoscenza delle persone, eccetera. Detto questo, ovviamente questo non può bastare, perché questo è un pezzettino del percorso, e l'altro aspetto diventa proprio la possibilità che queste realtà si parlano. Non so se chiamarla come un grande dell'ecologismo americano, Murray Bookchin, che spero che qualcuno conosca, anche se in Italia è un nome quasi completamente sconosciuto, parlava di confederalismo, quindi di capacità anche proprio di non fermarsi solo al locale, ma proprio attraverso la comunicazione tra queste varie realtà riuscire a fare quegli ulteriori passi successivi. Io però mi fermerei qui. Fermati tranquillo, dai, non ti voglio dire. Pinuccia Montanari dell'Ecoistituto di Reggio Emilia e Genova. Ci sono poi anche l'esponente Federica per Genova. Intanto ma diciamo che noi abbiamo creato tanti anni fa appunto l'Ecoistituto di Reggio Emilia e dell'Emilia Romagna. In realtà nasce come ecoistituto che
Dunque, in primo luogo aveva raccolto il fondo della campagna Nord-Sud di Alexander Langer, un fondo di 3.500 documenti che noi abbiamo, diciamo, catalogato e messo lì e che confidiamo che la Fondazione Langer prenda a Bolzano, perché è un fondo che potrebbe, diciamo, andare a completare tutta la documentazione. Guardo Mao perché lui è parte della fondazione. E un fondo che comunque è stato, diciamo, abbastanza utilizzato soprattutto dagli studenti che frequentavano un po' l'Ecoistituto a Reggio. Qualcuno di loro, insomma, ci ha lavorato, o qualcuno anche mandato da Fabio Levi, che era il presidente del comitato scientifico della Fondazione Langer, e quindi ha lavorato un po' su questo materiale documentario. Noi come nostra attività ci siamo focalizzati appunto in passato con il centro di diritto ambientale, avevamo trovato alcuni avvocati disponibili a lavorare con noi per difendere alcune questioni molto concrete del territorio, quindi adesso sono circa una ventina di casi quelli che abbiamo affrontato, alcuni si sono risolti positivamente, altri ovviamente si è avviato un percorso che riguardavano dalla tutela degli alberi. Siamo soprattutto partiti dalla tutela degli alberi, abbiamo poi realizzato anche un volumetto che si chiama Le donne nella difesa dell'ambiente e il diritto degli alberi, e abbiamo raccolto un po' le testimonianze di chi, diciamo, nella nostra realtà e non solo, anche al di fuori della nostra realtà, si è impegnata particolarmente proprio per la tutela di questo straordinario patrimonio che viene ampiamente sottovalutato, spesso purtroppo appunto distrutto, e continuano oggi ancora a perpetrare, nonostante i regolamenti del verde che tutelano, diciamo, gli alberi, non solo quelli monumentali, nonostante, diciamo, questi impegni. Purtroppo appunto c'è ancora oggi questo gravissimo danno ambientale che viene perpetrato nelle realtà locali. Noi abbiamo cercato di difendere, insomma, tanti alberi, tanti li abbiamo salvati appunto da una morte certa, e quindi questo è stato il nostro impegno. Poi invece ci siamo anche impegnati sempre come centro di diritto ambientale su questioni legate all'inquinamento elettromagnetico, ovviamente grazie anche alla collaborazione di Livio Giuliani, che è venuto spesso appunto a darci supporto per, diciamo, le nostre, quando diventavano anche cause. E poi altro tema, tangenziali che andavano ad esempio a distruggere parti importanti appunto del territorio, poi altre questioni legate all'inquinamento dell'acqua, agli scarichi abusivi, insomma illeciti anche spesso, insomma. Quindi abbiamo lavorato moltissimo su questi temi. E poi un'altra nostra attività, abbiamo cercato di fare appunto, come dicevo, anche della documentazione, che sono libri messi a disposizione un po' e soprattutto, ad esempio, ne abbiamo fatto uno che, grazie anche alla collaborazione di Giorgio Celli, che per un periodo di tempo, fino poi alla sua morte, è stato anche il nostro presidente, insomma, del comitato scientifico, sugli OGM, insomma, abbiamo cercato di lavorare abbastanza, producendo poi alla fine anche questo volumetto, sempre pubblicato con l'Ecoistituto e la collaborazione della casa editrice Meridiana, perché i nostri libri abbiamo cercato, diciamo, di realizzarli allora con, insomma, la casa editrice Meridiana, che ci ha un po' supportato in questo percorso. Dopodiché io ho fatto questa esperienza a Genova, e con questa esperienza che ho fatto... Quale esperienza? L'esperienza di assessore ai parchi storici e alla decrescita, credo l'unico assessore alla decrescita italiano, e devo dire appunto che nell'esperienza genovese ho potuto, diciamo, ho avuto la possibilità di conoscere una realtà molto vivace, di cui poi parlerà anche Federico Valerio soprattutto, e qualche esperienza che abbiamo messo in campo ha fatto sì che, finita questa esperienza, che dopo farò le mie valutazioni rapidissime anche su questo aspetto, abbiamo deciso che forse l'esperienza dell'Ecoistituto dell'Emilia Romagna, ma in particolare di Reggio Emilia, poteva, diciamo, mettersi in rete, diciamo così, con queste straordinarie, diciamo, energie presenti nella città di Genova, dove anche lì c'erano comunque tanti temi. Io avevo toccato i temi soprattutto appunto dei parchi storici, del patto dei sindaci, mi viene in mente adesso, in mente lui che non me lo ricordavo più, importante perché comunque ci sono questi impegni delle amministrazioni di ridurre la produzione di CO2 appunto entro il 2020, con un impegno concreto, con azioni concrete, quindi anche delle pubbliche amministrazioni, a cui noi dobbiamo richiamare le pubbliche amministrazioni, perché si prendono impegni e poi non li mettono in pratica.
oppure se non c'è qualcuno che sta lì e veglia su tutto quello che è stato stabilito e deciso, oppure sulla rivalutazione degli straordinari parchi storici di Genova. Insomma, lì abbiamo deciso comunque l'Osservatorio Ambiente e Salute, importantissime, dove ha avuto un ruolo molto centrale Federico Valerio, che io peraltro avevo conosciuto invece a Reggio nella nostra grande battaglia che abbiamo vinto contro l'inceneritore, perché noi abbiamo, credo, gli unici in Italia, chiuso un inceneritore. E quindi normalmente non si chiudono gli inceneritori grazie alla collaborazione di questo tavolo tecnico dove c'erano Guido Viale, Federico Valerio, Lorenzo Bagnacani, che nessuno conosce ma che era il presidente di questo Comitato Salute e Ambiente di Reggio, con un lavoro di 5 anni spaventoso e anche minacce e tutto quello che è successo, però siamo riusciti a chiudere l'inceneritore e a orientare la gestione sostenibile della raccolta dei rifiuti nella città di Reggio verso non solo la raccolta differenziata, realizzando anche gli obiettivi della normativa, ma soprattutto anche verso una sostenibilità nella parte finale di quello che resta, dopo aver raggiunto comunque il 65-70% di raccolta differenziata, che in Veneto qua voi già voi, insomma, da letteratura perlomeno e anche dalle vostre esperienze, sembra che abbiate raggiunto pienamente. Comunque quel 30% che resta noi non volevamo assolutamente bruciarlo, ma volevamo appunto orientarlo e mandarlo verso il trattamento meccanico biologico o comunque altre soluzioni più sostenibili. Devo dire che ci siamo riusciti, quindi questo per noi è stata una grande... Una parola in più sull'osservatorio, la dici tu dopo Federico? Sì. Assolutamente. Sì, okay. Sì, dopo lui racconta l'esperienza dell'osservatorio Salute Ambiente, che è importante. Okay. Perché, ecco, io chiudo dicendo questo, che oggi noi abbiamo fatto nascere questa rete di cui poi parla Federico Valerio, una rete tra Reggio Emilia e Genova. Noi naturalmente, come sapete, ci sono nelle esperienze anche ambientaliste, ci sono dei momenti in cui si lavora molto, dei momenti in cui si riesce a lavorare meno, dei momenti in cui ci sono più disponibilità, dei momenti in cui ce ne sono meno, ma cerchiamo di garantire un minimo di continuità. Adesso stiamo lavorando su 2 temi che sono uno, quello del danno ambientale. Quindi grazie a una nostra sostenitrice che è una docente di urbanistica all'Università di Bergamo, che è la Maria Rosa Ronzoni. Mi dici il nome? Come? Maria Rosa Ronzoni, dopo vi dico anche il sito dove potete trovare quello a cui faccio riferimento. Stiamo lavorando sul danno ambientale, stiamo raccogliendo una banca, stiamo lavorando a una banca dati sui disastri ambientali in Italia, supportati dal lavoro anche fatto lei con i suoi studenti, anch'io faccio un piccolo corso all'Università di Modena Reggio sui punti di informazione ambientale, e anche con i miei molto meno studenti cerco di fare in modo di far lavorare gli studenti su queste tematiche appunto del danno ambientale. Questa banca dati si chiama Le molteplici facce del disastro e si trova su questo sito che è mrr2014.wordpress.com. Casomai poi se volete ve lo posso scrivere, ve lo passate. Credo che sono già 300 pagine di documentazione, una documentazione ricca perché fa l'analisi territoriale delle situazioni dove sono verificati le tipologie diverse di disastri, da quelle dei disastri industriali a quelli legati al dissesto idrogeologico, a quelli che riguardano anche gli stessi terremoti eccetera, ma soprattutto fa anche un'indagine ad esempio di tutta la normativa, di come la normativa è stata disattesa, insomma, e quindi ci sono informazioni utili, ecco. Poi naturalmente va tutto arricchito, va tutto completato, però insomma il lavoro sta procedendo. È già in internet. È già sì, a quel sito che vi dicevo, disponibile. Vuoi rivedere il sito? Questo sito poi noi lo manderemo a tutti. Adesso è MRR tutto attaccato 2014, perché è iniziato nel 2014. MRF o MRR? No, mrr2014.wordpress.com. Poi invece l'altra cosa che vi segnalo, che secondo me è molto interessante, stiamo lavorando abbiamo sempre lavorato tanto come istituto sui rifiuti, sulla gestione sostenibile dei rifiuti, abbiamo vinto anche un bando europeo sulla gestione sostenibile dei rifiuti nei parchi naturali, con questo progetto che si chiama Progetto RELS. Poi abbiamo vinto un altro progetto, soprattutto in questo caso l'Ecoistituto collaborava con una serie di attività sempre anche con l'università, sui rifiuti elettrici ed elettronici, che a mio avviso sono uno dei grandi problemi assolutamente sottovalutati, perché voi sapete che su 12 kg di
produzione di rifiuti in realtà se ne raccolgono 4,5 nelle città più virtuose, di Milano, nelle regioni più virtuose. Tutti gli altri tipi di rifiuti spariscono, diciamo, anche dalla contabilità generale, cioè questi rifiuti per lo più noi abbiamo trovato un bellissimo documentario realizzato da una televisione tedesca, che Maria Rosa, che sa il tedesco bene, ha tutto tradotto, in cui si vede come questi rifiuti vanno a finire, appunto, come sapete, in Africa, eccetera. Ma la cosa interessante di questo documentario, che dura più di 2 ore, che noi abbiamo messo, adesso vi do anche il sito dove potete entrare, è interessante che un giornalista è andato a ritroso, cioè è andato in queste discariche e ha preso i rifiuti, i pezzi di computer in cui c'era scritto Comune di Manchester, Università di, li ha presi, quindi dall'Africa, dalle varie zone dell'Africa, è andato nei comuni e ha detto: scusate, come mai questi qua, ovviamente documentando li aveva trovati, come mai questi qua sono finiti là? E tutti, anche dove c'era addirittura un verde che era amministratore, che in Inghilterra sempre, e addirittura dell'EPA, dell'Agenzia di Protezione dell'Ambiente degli Stati Uniti, finito in Ghana, in questa grande discarica dove Federico Valerio, che è un chimico, vi può dire 2 parole e gli chiederei di dirle su quali sono le sostanze pericolosissime per la salute, dove questi bambini bruciano per poter prendere il materiale, soprattutto appunto i metalli preziosi, insomma, che sono contenuti, bruciano la plastica e di fronte a loro la respirano, cioè, insomma, comunque è una cosa drammatica. Ecco, di tutto questo naturalmente nessuno parla, non ne frega niente a nessuno, eppure è un problema gravissimo, perché noi abbiamo non so quanti cellulari, ma poi tutti i rifiuti elettrici e elettronici, piccoli elettrodomestici, il phone, dal phone alla lavatrice, a quelli più piccoli, insomma, giochi elettronici, c'è di tutto oggi. E questi rifiuti spesso vanno a finire nell'indifferenziato e vanno a finire nelle discariche o negli inceneritori. Quindi sì, cioè, adesso non apro questa parentesi, vi do solo un sito dove noi abbiamo fatto appunto una formazione e-learning gratuita, che siamo riusciti a farla gratuita per tutti. Il sito è e-learning, scritto e-learning, e-learning, Linetta come il meno, RAE, quindi rifiuti elettrici e elettronici, RAE.unimore.it. È un corso che si può fare, Unimore, che è l'Università di Studi Moderni, Reggio Emilia, dove lavoro io, e unimore.it, se c'è poi una cosa la posso scrivere anche quella. Ecco, lì ci si può accedere gratuitamente, ovviamente, quando uno vuole online, può essere visto free, quindi abbiamo messo una versione free per chiunque vuole andare a vedere, ad esempio, questo documentario interessante che ha messo la professoressa Ronzoni, o anche la lezione tradotti con sottotitoli in italiano, sì, in italiano. Oppure la lezione di Federico Valerio sul prossimo numero di Gaia ci sarà un articolo con queste cose che sì, stai dicendo. La documentazione. Ci mandi anche una mail. E mando anche la mail prima e poi con i riferimenti adesso li lascio bene a lui. Ecco, dicevo, questa cosa è interessante perché ci possono essere, a me ad esempio dei giovani hanno fatto dalla Sicilia dicendo ci serve per avere anche un attestato, ma ci serve anche perché non conosciamo il problema, e lì ci sono tanti contributi, diciamo. Qualcuno deve essere i docenti perché hai fatto anche l'università, quindi sono alcuni docenti, ma ci sono anche i nostri, diciamo, soliti, da Roberto Cavalli, cioè, insomma tutti quelli che adesso Enzo Fabrino non perché era nell'altro, ma diciamo docenti che comunque nel corso spiegano questo problema dei rifiuti elettrici ed elettronici, che è un problema, come dico, ovviamente noi stiamo un po' lavorando su questo. A Genova abbiamo presentato, tra l'altro all'Università di Genova con più di 100 studenti, questa cosa. L'abbiamo presentato all'Ecoistituto presso Palazzo Verde e adesso stiamo un po' lavorando su queste 2 cose molto specifiche. Okay. Sul futuro io spero in una scuola per i formatori e amministratori, perché avendo io fatto l'amministratrice come forse qualcun altro qua di voi, la cosa che vedo in questi giovani che affrontano queste tematiche, che vengano da qualsiasi partito, adesso non faccio una valutazione in termini di partito, mi sembra che non abbiano la formazione adeguata per fare delle scelte che siano ambientalmente sostenibili. Quindi l'idea di una formazione da parte di chi ha esperienza e la mette anche gratuitamente a disposizione, diciamo, dei nuovi amministratori sarebbe una bella
sarebbe una bella idea che io sinceramente vorrei che venisse anche, noi lo facciamo un pochino, l'abbiamo chiamata con la Green University e un po' con le attività di formazione che facciamo, ma sarebbe anche molto utile invece sinergicamente utilizzare tutte le competenze, perché se no ognuno riparte dall'inizio quando affronta e deve fare. Adesso a me stanno telefonando tutti: come hai fatto a fare la consulta del verde, come hai fatto a fare il regolamento del verde, come hai fatto a fare il regolamento degli animali, come hai fatto a fare quello e quell'altro. Allora sarebbe più utile che noi davvero contribuissimo a formare degli amministratori che nel momento in cui abbiano l'etica per decidere, come diceva lui, no? Non prendere il $500 miliardo e decidere la cosa giusta, ma anche la formazione e la competenza tecnica per poter, diciamo, assumere delle decisioni che salvaguardino davvero il territorio e l'ambiente, non solo l'ambiente, ma in realtà insomma la sostenibilità. Molto bene, questa è una proposta. Avete chiesto di fare un È po' un qua. chimico ed è stato presidente di Italia Nostra per tanti anni. Sì, vabbè, adesso non Federico, voglio fare la no, storia ma era per dire insomma, dell'ambientalismo che non sei nato ieri. Grazie. Federico Valerio. Il nome è Federico è il nome. No, dicevo, mi sembra interessante questa esperienza che di fatto abbiamo, con cui Pinuccia ha lanciato, insomma, a livello del Comune di Genova, una serie di iniziative interessanti. Mi è stato chiesto, e forse vale la pena di parlarne un po' di questo, dell'iniziativa del Comitato Salute Ambiente, perché è veramente un unicum, non so quanto, diciamo, diffuso nel resto del paese, ed è stato realizzato appunto grazie a, come dire, alla sua scelta politica. Di fatto abbiamo messo intorno a un tavolo esperti anche istituzionali di tematiche ambientali e esperti di materie sanitarie. Questo tavolo, a questo punto, già questa è stata una novità, dovete capirlo. Quindi l'Istituto Mori dove io lavoravo, la provincia di Genova che fa il monitoraggio della città, l'ARPAL, l'ASL, la regione, insomma la parte sanitaria. E nell'ambito di questo tavolo abbiamo sentito tutta una serie di cittadini che sono venuti a esporci problematiche loro, che sono quelle problematiche rilevanti per la città. Esaminato questo argomento da tutti i punti di vista, mandavamo delle raccomandazioni alla Giunta, che a questo punto avrebbe potuto utilizzarli per fare le sue scelte politiche. Questa cosa ha funzionato, tra l'altro era a livello zero, insomma, praticamente non eravamo tutti a titolo gratuito, all'interno ovviamente della nostra attività, diciamo, di lavoro, e ripeto che ha funzionato. Purtroppo con il cambio di amministrazione tutto questo è venuto meno, come è venuto meno un'altra iniziativa che in qualche modo adesso mi aggancio a questa nuova esperienza dell'Ecoistituto, è quella di individuare uno di questi palazzi antichi di Genova, il suo nome originale Palazzo dell'Abbondanza, proprio perché rientrava, diciamo, nei servizi del porto, no? Dove le granaglie venivano in qualche modo immagazzinate, che è diventato e continua a essere questo nome di Palazzo Verde. Sapete che a Genova abbiamo il Palazzo Bianco, Palazzo Rosso. Si è pensato, e ripeto, grazie direi appunto a Pinuccia e al sindaco che sicuramente, come dire, questa operazione l'ha avvallata, potesse diventare il punto di riferimento delle tematiche di tipo ambientale. Avrebbe dovuto essere il Museo della Rumenta, non so se questo termine vi è familiare, cioè il museo delle squadre. No, io non li chiamo rifiuti, li chiamo materiali post consumo da tempo, perché vabbè, solamente lo voglio spiegare. Che avrebbe dovuto diventare un centro di informazione e documentazione per un'altra sfida che la città diciamo, ha lanciato, in qualche modo accettato, è quella di non avere inceneritori. E quindi di andare a una città che potrebbe diventare, io sto pensando a un modello Genova che stiamo realizzando contrapposto al modello Brescia, che qua non entro nei dettagli, poi perché siamo riusciti a non far fare un inceneritore sotto la lanterna un po' di anni fa, la lanterna è il simbolo della città, quello che c'era prima si è chiuso, non sappiamo bene perché, e ovviamente nonostante un livello di raccolta differenziata molto misera, stiamo puntando con una scelta che a questo punto è stata condivisa da tutte le forze politiche a fare il porta a porta su tutta la città con la tariffazione puntuale, insomma le cose che da decenni, penso molti di voi si stanno combattendo per ottenerla, stiamo cercando di costruirla. Veniamo all'Ecoistituto. Pinuccia ha suggerito, quindi la città, come dire, una realtà dove
parecchi gruppi di volta in volta si sono dati da fare per risolvere i grandi e piccoli problemi legati all'ambiente. Sul tema dei rifiuti c'è stata una convergenza di tutte diciamo, dalle associazioni, Italia Nostra, Lega Ambiente, appunto le associazioni locali, per ottenere quel risultato che hai visto a cena, ho detto prima, che stiamo costruendo, insomma. Quindi, ecco, quindi è stato un esempio interessante, no? Di convergenza, ognuno, come dire, nessuno ha rinunciato alle sue origini, però gli obiettivi sono diventati comuni. E quindi a questo punto siamo riusciti a imporre all'amministrazione pubblica, come dire, questo cambiamento di passo. L'idea di Pinuccia mi piace molto, voglio accennare solo alla mia piccola esperienza personale, non tanto per parlare di me, ma delle cose che abbiamo fatto, perché io poi, quando c'è stato questo episodio dell'ipotesi sciagurata di costruire un inceneritore sotto la lanterna, io mi sono chiesto cosa posso fare per impedire che tutto ciò avvenga. Mi sono inventato i corsi di compostaggio domestico per adulti. È stata una sfida così iniziale, insomma, io ho finito dopo qualche anno a contare i miei allievi, ripeto tutti adulti, che sono stati formati a questa cosa, sono arrivati a 4.000, poi ho detto basta così. Il Comune a questo punto ha fatto proprio questa iniziativa e siamo arrivati più o meno a 4.000 famiglie genovesi che ufficialmente stanno facendo compostaggio domestico in contesto urbano. Quindi sono riuscito anche a far passare il messaggio che si può fare compostaggio sul terrazzo, sul balcone, e lì mi sono dovuto scontrare contro gli amministratori, cioè anzi più che gli amministratori erano proprio i funzionari che non credevano che questa cosa fosse possibile. Appunto anche l'esperienza che abbiamo fatto con lei, e a questo punto abbiamo deciso, facciamo un corso di formazione di qualche decina di famiglie del centro storico di Genova che hanno un terrazzino, un balconetto, e vediamo per 6 mesi, monitoriamo questa nuova esperienza e vediamo cosa succede. Con sorpresa dell'assessore ai rifiuti e penso anche dei funzionari, ma non assolutamente la mia, dopo 6 mesi tutte queste persone sono riuscite a fare tranquillamente compostaggio senza creare nessun problema di nessuna natura del vicinato, perché questa era la paura che si aveva, no? Si tratta di seguire queste poche regole. Questa esperienza mi fa appunto venire l'idea che gli amministratori, ovviamente, se sono, come dire, spinti, no, da scelte politiche ovviamente di un certo tipo, richiede su queste tematiche, ripeto, che noi diamo anche per scontato, no? Dopo tanti anni di battaglia siamo per scontato che la tematica dell'ambiente, degli equilibri, delle interconnessioni tra i vari sistemi sia fondamentale per tutti quanti. Ovviamente non è così, cioè non tutti hanno questa percezione nonostante come dire, anni e anni di informazione. Il fatto che adesso non tagliare soltanto, scusate questa parentesi, ma che Mercalli sia stato tagliato fuori dal palinsesto della terza rete la dice, insomma, che tempi pupi stiamo vivendo, su cui bisogna appunto dare una risposta. Quindi allora, di qui l'idea dell'Ecoistituto. Noi abbiamo cercato, ecco, diciamo, l'istituto che è ospitato del Palazzo Verde, quindi abbiamo in qualche modo questa sede prestigiosa che ci permette come minimo di avere una sala e comunque un punto di riferimento per i vari, e potenzialmente potrebbe diventare anche una, come dire, raccogliere parte della documentazione. Quindi potete fare i turisti in giro per l'Italia andando nelle sedi degli ecoistituti, se avete capito. E vabbè, quello che stiamo mettendo insieme è, come dire, un'offerta, al momento è così, un'offerta di seminari a un livello, diciamo, divulgativo medio-alto, insomma. Noi abbiamo costituito un comitato scientifico che di fatto vede studiosi, persone che si stanno occupando di diverse tematiche, perché come capite bene il tema è di mettere insieme tutta una serie di esperienze, no? dalle esperienze legali al paesaggio, appunto alla chimica, alla parte sanitaria, e quindi stiamo facendo questa serie di incontri. Abbiamo praticamente già fatto un ciclo di una decina di interventi con una buona partecipazione. Pensiamo di andare avanti. E a questo punto io mi potrei agganciare, come dire, alle cose, alle idee, alle cose da fare, perché appunto anche noi abbiamo preso il suggerimento di offrire consulenza gratuita su alcune tematiche. Io personalmente mi sono occupato di questa prima, diciamo, pure consulenza, che era una famiglia che aveva questo problema, che penso diffuso in tutta Italia, della deriva di pesticidi che venivano usati nell'orto da un vicino, un orto un po' grandino, ma anche particolarmente dal vicino che erorava praticamente, dicevo appunto, che un giorno sì e l'altro pure, insomma, quindi anche con problemi, io penso, anche della salute.
Vabbè, lì adesso non ve la faccio lunga, abbiamo individuato un modo per poter in qualche modo monitorare il tutto e quindi individuare anche una via che ha permesso per esempio di andare anche, come dire, a far intervenire la tutela di questa famiglia anche dal punto di vista legale, perché adesso appunto c'è in corso, come dire, una procedura dove le analisi che abbiamo fatto fare saranno sicuramente dei elementi per poter scegliere questa cosa. Da questa idea per esempio c'era venuto che questo è un problema che sicuramente in Italia c'è. Ora, come prima cosa era, come dire, mettere in rete, e questa poi è la parola chiave, insomma, questa esperienza. Però potremmo mettere in rete anche come dire, una serie di seminari itineranti. Vabbè, io sono in pensione, quindi devo dire un pochino più mobile di quanto possono essere altre persone, ma nulla vieta che di poter fare esattamente questo, come dire, un modulo laddove ci siano questi problemi, non credo che nel Veneto manchino, anche se sono probabilmente anche di altre dimensioni. Le colline del Prosecco. Bravo, di altre dimensioni, però è il caso di parlarne, magari approfondendo un tempo che a me piacerebbe di approfondire anche come istituto delle alternative di una come sapete, una lotta biologica che sicuramente deve essere meglio divulgata, anche dei suoi effetti positivi, per dimostrare che funziona, insomma. Quindi questa potrebbe essere sicuramente, come dire, una cosa da fare. Tornando e poi magari concludendo, l'idea fondamentale, ecco, io per esempio venendo qua ho scoperto che qui ci sono tutta una serie di nomi, di esperienze che a me interessava sapere prima magari, per poter magari contattare in diverse situazioni. Io personalmente, come dire, ormai diversi anni giro l'Italia letteralmente, dal Trentino alla Sicilia, andare a parlare delle tematiche legate appunto agli inceneritori. Recentemente, adesso da qualche anno mi sto occupando degli impianti a biomasse, che penso che sia un problema che sta riguardando l'intero paese. E su questa cosa, a parte di poter mettere a disposizione quelle esperienze che mi sono fatte su questo campo, per esempio ho visto che è molto importante avere un appoggio di tipo legale, perché secondo me esistono proprio una serie di presupposti che riescono a stoppare proprio fin dall'inizio questa operazione. Posso accennarlo perché banalmente la legge, mi pare sia la 115 della tutela dell'ambiente, della qualità dell'aria, che dice con estrema chiarezza che le finalità di questa legge sono quelle di mantenere la qualità dell'aria laddove è buona e di migliorarla dove buona non è. Quindi un impianto, come succede spesso e volentieri, che aggiunge inquinamento di fatto, spesso a zone dove l'inquinamento è di fatto basse, io nel mio blog così l'ho definite, sono illegali. Il problema è che questa illegalità deve essere sopportata ovviamente da qualche bravo avvocato. Ne abbiamo un presidente che adesso interviene. Qualche bravo avvocato che supporti molto di più di quanto non siamo riusciti a fare noi. Con questa impostazione molte di queste realtà sono state bocciate dall'inizio, perché c'erano dei poveri sindaci che erano stati letteralmente ingannati su quello che potevano essere le prospettive di questa cosa. Ecco, quindi mettere in rete, il mio suggerimento è da questa fase iniziale di mettere in rete tutte queste esperienze, sapere chi fa che cosa, proprio come dire una specie di, non so come chiamarlo, un albo, no? di persone esperte in vari settori che ovviamente si mettono anche a disposizione in varie forme. Chiudo perché non necessariamente io non certo se ve dirò meno, ma come vedete ci sono, anche perché vabbè, è stato un viaggio molto avventuroso. Ma io spesso e volentieri quando mi chiedono di intervenire gli propongo di fare delle teleconferenze in Skype. Non è la stessa cosa, come capite bene, dall'impatto personale, ma spesso e volentieri laddove poi magari è anche difficile arrivare, no? Perché insomma, purtroppo in certe zone del paese i viaggi diventano delle avventure. Ho visto che funziona. Quindi l'abbonamento Skype. Scusa, con ritorno a te o no? Io loro vedono me, io vedo loro e ci sentiamo. Con la possibilità di avere una cosa che funziona quando poi c'è un mediatore che fa le domande e si risponde, perché capite bene, una chiacchierata diciamo un pochino lunga come questa, fatta davanti allo schermo è un po' destabilizzante. Ecco, però vedo che questa cosa per esempio funziona e come capite bene è un modo di poter comunicare su platee molto ampie, avendo anche, come dire, facendo anche risparmiare soldi o comunque tempo e fatica ai relatori. Ecco, questa idea, ripeto, della rete di esperienze e di sembra la cosa migliore, perché vabbè, io poi lui parlava di ecologismo, secondo me, se posso dire la mia, insomma, che non è tanto un problema
appunto, come è stato già detto, e penso che nessuno ci stia pensando, di fare noi l'esperienza dei Verdi che ho fatto, tutto sommato, fa diventare non da parte mia, ma come è andata a finire. Però penso, ecco, questo sono pienamente convinto che bisogna che una cultura che io chiamo proprio dell'ecologia in senso più ampio sia diffusa all'interno della popolazione, perché tutti quanti dobbiamo capire proprio la complessità del sistema in cui noi viviamo e delle interconnessioni che ci sono. La storia dei cambiamenti climatici è veramente drammatica. Io spesso e volentieri evito di far girare notizie scientifiche perché sono terrificanti. Sono veramente terrificanti e noi ci potremmo trovare da un momento all'altro, come dire, di fronte a un'emergenza planetaria senza sapere che cavolo fare. Finisco, questa è una piccola esperienza personale, io sto organizzando, però sempre in quest'ottica per darvi un'idea di come tutti quanti potremmo muoverci, nell'Università Popolare della Terza Età di Genova mi ha chiesto di organizzare un corso che ho chiamato di Ecologia e Economia. Volutamente con la parola eco in maiuscolo in tutti e due i casi, perché è esattamente la stessa etimologia, cioè eco, oikos, la casa. Da una parte, diciamo, le leggi, le norme per poter regolare la casa, e l'altro, come dire, la conoscenza di come funziona una casa, perché la casa vada avanti in modo equilibrato. Quindi le due cose non sono per niente in contrasto, e questa sarà l'occasione per, come dire, appunto il corso di quest'anno ci occuperemo un po' dei cambiamenti climatici. E anche qui, per dare un'idea, perché forse è stato il difetto degli ambientalisti, ma ci metto anch'io, è quello di fare un po' di terrorismo, no? Io sul tema di questo corso l'ho chiamato proprio la sfida dei cambiamenti climatici per aumentare il nostro benessere. E se ci pensate, da efficienza energetica ai temi della carne, che poi a sua volta è come dire, una componente molto importante nel consumo di carne per la produzione di gas climalteranti, e con le connessioni ovviamente anche alla salute personale. Ecco, questi sono quei temi che mi auguro, per esempio, che possa attirare l'attenzione del pubblico per poterne parlare tutti insieme, per vedere tutti insieme cosa possiamo fare. Elio Zappalò, avvocato non solo penale ma anche civile, anche no, giusto? A Venezia. Ultimamente un po' di carte, bisogna sedermi, posso? Sì, c'è una sedia qui per i lavoratori stanchi e affaticati. Quando volete accendiamo le luci, se vi sembra questione. Prima devo subito rispondere al quesito dell'incontro. La risposta che può dare un avvocato è che non è certo la via giudiziaria quella che risolve i problemi dell'ambiente. Quindi sono altri modi per affrontare questi problemi. Ma è anche sbagliato trascurare completamente questo profilo. E qualcuno ha già detto che a volte è necessario rivolgersi al legale. A Venezia, così entriamo un po' nel concreto, stiamo seguendo, io sono avvocato penalista, 3 processi di un certo rilievo. Ve ne accenno per toccare con mano qual è poi il problema che sta sotto alla come dire, effettività dei risultati di queste iniziative giudiziarie. 2 sono processi su Venezia, uno per la laguna e uno per le grandi navi. Per la laguna, chi è di fuori forse ne avrà sentito parlare un po' meno, c'è stata lo sradicamento dell'ambiente lagunare mediante le barche da pesca con vari meccanismi, in sostanza aravano, strappavano il tessuto vegetale esistente e quindi anche toglievano il modo di vivere di pesci, molluschi, eccetera.
L'altra è sulle grandi navi e riguarda il problema che abbiamo toccato dell'inquinamento atmosferico. A Mestre stiamo seguendo la situazione della tangenziale perché da un'indagine epidemiologica che è stata fatta pochi anni fa risulta che chi abita nei pressi della tangenziale ha un numero di attesi, se non ricordo male, superiore del 40% rispetto al resto della cittadinanza. In questi processi maggiore attesa di che cosa? Di quale tipo di... chiedo scusa, sì. Si parla di patologie cardiobronchiali. Dicevo, in questi processi l'intervento viene fatto mediante un meccanismo che si chiama costituzione di parte civile dell'associazione ambientalista che si è occupata di quel problema o di problemi analoghi. L'intervento della parte civile in questi processi appare addirittura indispensabile. L'associazione ambientalista in sostanza è quella che dà inizio al processo, se non ci fosse la segnalazione non comincia neanche il processo. Prima di passare al motivo per cui è utile un'informazione sul punto, va detto che il legale che più può essere utile per queste iniziative è l'amministrativista. È con l'azione davanti al TAR che si riesce a annullare un provvedimento che è non gradito. Il penale, come sapete, agisce sotto la forma di deterrenza. Se fai queste cose ti sanziono, qualcuno dice ti taglio la testa, ma la pena di morte è stata abolita, fortunatamente. Poi c'è anche il civilista che ha le azioni per il risarcimento del danno pure semplice. Dicevo, qual è la difficoltà di questi processi? Faccio un esempio così ci capiamo subito. Per il processo della Laguna di Venezia, con i disastri che sono stati fatti, per cui le vongole sono scomparse almeno per alcuni anni, il Tribunale si è trovato a dover procedere per un reato ridicolo che si chiama danneggiamento. Come se io, per esempio, in odio a Michele, odio che non ho, rompessi volutamente questo tavolo, danneggio il tavolo. Questo si chiama danneggiamento ed è un reato sanzionato con la reclusione, ma ripeto, da ridere, nel senso che è un reato minore, ultra minore, diciamo. Perché? Non c'erano strumenti per poter agire in sede penale se non quello. Tanto è vero che all'inizio si è dovuto andare in Cassazione perché la Cassazione dicesse sì, potete chiamarlo danneggiamento quello che è stato fatto nella Laguna di Venezia. Ecco, allora qual è, adesso io parlo per il profilo che mi interessa, che è la parte penale. L'anno scorso, a maggio, dopo una battaglia campale di certe forze, adesso non voglio fare richiami partitici, sono stati approvati i reati ambientali che prima non esistevano nel codice. Da tenere presente che furbescamente il legislatore ha inserito queste nuove normative dentro il codice penale, perché diciamo, chi se ne intende sa che se vanno a finire in una legge speciale poi magari molti manco vengono a sapere che ci stanno questi nuovi illeciti. Adesso anzi per fare cose un pochino più concrete io vi distribuisco queste normative, così magari vi seguite un po'.
Con l'occasione vi distribuisco anche una locandina perché come penalista sono iscritto alla Camera Penale Veneziana che, se posso, cerco di spingere verso le azioni a tutela dell'ambiente. Ho organizzato un seminario con tutti i super professoroni su queste nuove norme. Chi vuol venire naturalmente è ben accetto, ma si tratta di un incontro tecnico, quindi lo raccomando solo a chi mastica un po' di più. Queste sono le norme e questo queste sono le norme. Sì, se sono robe diverse mi si fa sapere. Ce ne sarà per tutti però. Per molti ma non per tutti, come il verbo. La Carla domanda. Ti anche. Ti non serve. Fate in silenzio e facciamo continuare Elio perché sennò passa il tempo. Fate in silenzio. Vai. Posso? Sì. Ecco, allora qual è la novità di questa normativa? Chi ha davanti il testo vede, allora sono tutti articoli 452 denominati bis, ter, quater, eccetera, proprio perché sono stati inseriti in un codice che aveva già i due numeri e quindi hanno dovuto ricorrere al latinetto. Ecco, il 452 bis e il 452 quater, nella prima pagina, sono le due novità più importanti. Adesso c'è un reato di inquinamento ambientale, pare che adesso stanno un po' facendo un po' di confusione. Posso? Sì. Questo articolo 452 bis è una novità molto interessante perché l'inquinamento viene sanzionato anche senza che ci sia una conseguenza sulla salute, cioè è stata introdotta una soglia avanzata dal punto di vista sanzionatorio rispetto a quanto veniva prima, perché finora anche nei processi grossi a cui io pure ho partecipato, in cui c'erano queste indagini epidemiologiche, per esempio l'ultima era sull'asbesto, no? Ecco, si procedeva per omicidio colposo oppure per lesioni colpose perché questo inquinamento produceva delle patologie o anche delle morti. Adesso la sanzione è anticipata, questo è molto interessante. E l'altra novità è il 452 quater, dove vedete si parla di disastro ambientale. Per esempio per la laguna, come dicevo prima, dove si è dovuto ricorrere a questo, virgolette, trucco del reato di danneggiamento che esiste dal 1930, quando è stato approvato il codice penale dal regime fascista. Adesso si colpisce il disastro ambientale e non occorre inventarsi una furbizia come quella. E interessante è che queste sanzioni sono di un certo rilievo, per esempio per l'inquinamento ambientale si parla di una reclusione fino a 6 anni, per il disastro ambientale fino a 15 anni.
Intendiamoci, il giudice tendenzialmente non attinge mai i massimi della pena, perché, per esempio queste sanzioni elevate sono utili quantomeno perché si potrebbe anche mettere dentro qualcuno intanto come misura cautelare, perché finora vengono messi in carcere quelli che rubano, ma quelli che fanno danni all'ambiente non li ho ancora visti in carcere. E per esempio si può andare avanti con i processi nonostante quella temibile arma che hanno gli avvocati, tra virgolette, azzeccagarbugli, che difendono gli imputati di reati anche come questi, che è la prescrizione, per cui tirando in lungo i processi dopo un po' non si può più andare avanti, perché in Italia c'è una norma che, in quanto rispettosa di questo principio, che dopo un certo numero di anni non c'è più la valenza diciamo così sociale per sanzionare un illecito, quando il processo dura troppo a lungo si chiude con l'estinzione del reato. Adesso da votare, scusate la parentesi, in Parlamento c'è da anni una battaglia per tirare più in lungo i termini di prescrizione. Perché? Perché non si riesce ad accorciare i tempi dei processi, purtroppo, e non se ne va fuori da questa forbice, ma forze diciamo così contrastanti si oppongono a questo ulteriore prolungamento di termini. Queste due norme che vi ho citato, per poter passare in Parlamento, perché c'era appunto forze molto potenti che si opponevano, hanno introdotto dei meccanismi, ma li accenno soltanto, per cui sarà anche non facile poter far condannare qualcuno per questi reati. Per esempio, voi leggete l'inquinamento ambientale, dice: chiunque abusivamente cagiona una compromissione e un deterioramento significativi e misurabili. Quindi cominciamo a discutere se c'è l'abusività, se c'è la significatività, se c'è la misurabilità. Però attenzione, vi segnalo che la Cassazione, vituperato organo giudiziario che si dice faccia politica, tende sempre istituzionalmente a salvare l'efficacia delle norme, quindi si inventano le interpretazioni più creative, così le chiamano, per dire che misurabili, insomma, vuol dire sì, che qualcuno potrebbe misurarlo. Insomma, è un notevole passo avanti, anche se, come dicevo all'inizio, non è la soluzione dei problemi ambientali, per carità. Ecco, tanto è vero, vedete che il 452 ter, morte e lesioni in conseguenza dell'inquinamento ambientale, è una sanzione a parte, è una forma di aggravante, ma l'inquinamento è sanzionato ugualmente anche se non c'è la... Sono norme anche che non sempre sono fatte bene. Per esempio, il disastro ambientale, sappiamo tutti cos'è, ma c'è anche una necessità normativa di sapere cos'è. E in una legge dimenticata degli anni 90 è stato anche stabilito che cos'è un disastro ambientale, cioè la compromissione di una unità funzionale, così dice la norma, tra flora, fauna e anche materiale inerte. Se voi leggete quella norma, fino a che va all'1 e al 2 è tutto chiaro, dice disastro ambientale, alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, e numero 2, alterazione quando è particolarmente onerosa da eliminare oppure conseguibile con provvedimenti eccezionali. Fin qua insomma può andare bene. Poi il terzo numero proprio non ci sta leve, perché sta dicendo che cos'è un disastro ambientale, e dice l'offesa alla pubblica incolumità quando c'è compromissione di molte persone, quindi ad esempio molte patologie di lesioni o morte. Se adesso qualcuno distrugge questa eletta assemblea, ci sono molte persone che vengono
sottoposte a lesioni o morte, ma non lo chiamerei disastro ambientale. Comunque il legislatore nello sforzo in questo caso forse sì, però è un caso sta parlando degli avvocati sicuramente. Ecco, poi molto interessante, cerco di sbrigarmi perché non sono certo qui per annoiarvi, è il 452 quinquies, delitti colposi, perché vedete l'inquinamento e il disastro di cui abbiamo parlato finora sono reati dolosi, traduco, intenzionali, cioè occorre la coscienza e volontà di commettere la condotta. Attenzione però, cerchiamo di capire, allora, se io faccio un incidente stradale, vado a 200 all'ora e poi provoco un morto, quello si chiama omicidio colposo perché non volevo il morto, però volevo andare a 200 all'ora. Quello è un comportamento doloso che provoca una conseguenza colposa, ecco, tanto per intendersi di cosa stiamo parlando qua. La norma più interessante è il secondo comma, che parla di pericolo di inquinamento ambientale o disastro ambientale. È sanzionato anche quello, anche se con pene inferiori. Ecco, adesso che sto facendo per esempio quei due processi che vi dicevo prima, quello delle grandi navi e quello della tangenziale di Mestre, dove c'è un problema di inquinamento atmosferico, anche con queste nuove norme che possiamo applicare perché la situazione purtroppo permane anche dopo il maggio 2015, entrata in vigore di questa normativa, mi spiegate come riusciamo a dimostrare la significatività e la misurabilità dell'inquinamento atmosferico del fumo che esce dalla ciminiera di una grande nave. Allora, non riusciamo mai, purtroppo alle centraline di Venezia si fa, lo so che si fa, ma con gli attuali strumenti no. Sto parlando di fatti già avvenuti, perché non posso procedere per reati che non sono stati ancora commessi. Quelli sono discorsi di politica amministrativa. Ecco, dicevo, allora molto interessante, perché poi comunque la prova è difficile anche se si può raggiungere, è il fatto che si può perseguire anche il pericolo dell'inquinamento e quindi in sostanza quando c'è si possa dire che è dimostrata una forte probabilità che ci sarebbe stato un inquinamento a seguito di quella condotta. Salto alle due cose più interessanti, no, ce n'è una che è il 452 septies, impedimento del controllo. Ci siamo sempre posti il problema di poter controllare senza difficoltà da parte dell'autorità, ma abbiamo avuto spessissimo episodi di, come posso dire, il più frequente l'artificioso mutamento dei luoghi. Prima che arrivi dal pubblico ufficiale ti cambiano tutto. Adesso è un reato sanzionato, diciamo, non in modo pesante, ma c'è. Poi molto interessante queste due ultime norme, 452 decies e un decies. Allora, il decies tenderebbe a spingere l'autore dell'illecito a rimediare. Non è che ci conti molto, ma qualche volta è già avvenuto e forse con questa norma potrà avvenire più spesso. In sostanza viene sanzionato di meno se c'è questo atteggiamento di ravvedimento, che sono poi, basta leggere tra le righe, si capisce subito. Allora, reato in corso, chi si adopera per evitare che venga proseguito. Questo è uno. L'altro,
messa in sicurezza o bonifica o ripristino dello stato di luoghi. Il terzo, collaborazione con l'autorità giudiziaria, la famosa collaborazione che c'è anche negli reati di terrorismo, individuazione degli autori, ricostruzione del fatto, associazione di risorse per la commissione del delitto. L'ultima norma, confisca. Su questa io avrei, se posso dire da penalista, ho più fiducia in questa sanzione che non nella sanzione tradizionale che tutti vorremmo, diciamo anche molti avvocati penalisti vorremmo configurare, cioè la reclusione, che tra una cosa e l'altra sembra che non faccia più paura a nessuno. E la confisca, per esempio, quando c'era il reato per la guida senza assicurazione e senza patente, non è che ci badavano molto, si facevano le cause per anni finché si andava in prescrizione ed era chiusa. Ma quando ti confiscano una macchina, allora tutti sono stati molto più attenti. Ecco un po' questo che è interessante, che c'è anche quella che si chiama, secondo comma, la confisca per equivalente, perché come provvedimento diretto riguarderebbe le cose che hanno costituito il prodotto o il profitto del reato. Ma se non trovano queste cose, cosa succede? Ecco, interessante che è da alcuni anni che si sta sempre più allargando questa sanzione, tanto che ormai viene ritenuta una sanzione penale a tutti gli effetti. È la confisca per equivalente, quella del secondo comma, cioè se non trovano quello che è stato concretamente arraffato, può venire colpito il patrimonio per un equivalente valore di quanto è stato del prodotto del profitto reale. Ho finito, volevo quindi insistere su questo punto, che non sono venuto qua per dirvi che noi dobbiamo smettere di fare quello che state facendo tutti i giorni, non dobbiamo fare solo cause, ma però non va sottovalutato una sanzione penale, tanto più se è diciamo, concretamente efficace, perché una cosa che non ho mai potuto tollerare è vedere questi massacratori agire in assoluta impunità. Giusto? Scusi. Vorrei fare una domanda. Scusate, una cosa importante, gli avvocati costano. Io agli ambientalisti non mi ho mai chiesto come. No, questo no. Lo dico per farlo bello, lo dico per voi, che se volete fare le azioni non dovete temere i pesce cane. Vorrei, no, c'è una domanda e poi un'altra. Stefano e poi Tito. Sempre. Se potevi, senza entrare in dettagli, spiegare la differenza tra il concetto di prima del reato, come avevo capito io, di danno ambientale, rispetto al concetto di disastro ambientale. È più o meno simile o è cambiato qualcosa? No, danno ambientale, che non è poi, non si chiama così, nel codice si chiama danneggiamento. Possono danneggiare una finestra, ecco, non è un danno ambientale quello, è sempre un reato se è volontario, il danno, il disastro ambientale, basta leggere la norma 452 quater, richiede tra virgolette il danneggiamento di un ecosistema, quindi deve avere come dire, una certa imponenza per poter concretarsi come reato. Tanto è vero che c'è una sanzione molto importante. Adesso ti do la parola, prima Tita, poi te. Tita, sempre con lui, sempre. Sì. Allora, io vorrei che fosse chiarita la parola abusivamente e spiego in che contesto. Sto studiando la Miteni nei processi, è una fabbrica. Il primo problema è quello. La Miteni, che è una fabbrica del Vicentino, non so se lei lo sa, ha creato un inquinamento. Diciamo del tuo, sono quasi centenario, ma ha creato un disastro ambientale perché ha inquinato la più grande falda, la seconda grande falda d'Europa, che sarebbe quella di Trissino sotto il Vicentino, una falda che porta acqua
centinaia di migliaia di persone con un inquinamento da perfluorati. Un inquinamento, i famosi PFAS. Ora, però, la parola abusivo voglio sapere cosa dice, perché l'azienda cosa dice? Fino ad oggi non esistevano limiti nello sversamento di perfluorati, eccetera. Quindi noi non abbiamo commesso nessun abuso, abbiamo fatto quello che non era stato assolutamente vietato. Però l'inquinamento c'è, il danno ambientale c'è. E allora, se il danno ambientale l'inquinamento è stato fatto, la parola abusivo cosa significa? Perché se quello dice non è abusivo, quindi non mi potete punire. Anche questa è una di quelle parole che creano molte difficoltà nell'andare avanti con questi illeciti che sono stati approvati. Per esempio, con l'inquinamento dell'aria dobbiamo trovare che la emissione ha superato i limiti previsti come massimi, allora diventa abusivo, no? Ecco, per esempio per le grandi navi hanno degli obblighi per quanto riguarda il tenore di zolfo dei carburanti. Entro in laguna il tenore deve essere di un certo tipo, un minimo. Se vengono usati carburanti che superano quel tenore, c'è l'abuso. In questo caso c'è un problema piuttosto grave. Difatti, leggendo i giornali avevo visto subito, dico qua, questi se la possono cavare. Però attenzione, c'è tutta una corrente che bisogna stare a vedere cosa diranno i parrucconi della Cassazione, che sostiene che queste parole che ci sono ogni tanto nel nostro codice penale, perché non è la prima volta che c'è l'abusivamente, poi c'è altre volte l'arbitrariamente, per esempio nei rifiuti, nel delitto di gestione abusiva ingente dei rifiuti, c'è anche lì abusivamente. Insomma, hanno cercato di interpretarla con un notevole buonismo, per dire per esempio che quando il disastro è molto grave è inutile che andiamo a cercare l'abusivamente, perché comunque dovevi capire, perché ecco, oggettivamente c'è. Spiego una cosa tecnica perché è il caso di dirla, se poi avrete i vostri legali, quindi penso che potranno ragionarsi su. Cioè queste parolette che ci sono nel codice penale, secondo i precedenti, sono collocate non nella oggettività dell'illecito, ma nell'elemento psicologico, cioè dolo o colpa. Se è così, allora non occorre che ci sia un abuso effettivo di un limite, ma bisogna che ci sia nella testa di quella persona un qualche cosa che le dice che non lo deve fare. Ma se l'inquinamento, l'avevo già anticipato prima, è così gigantesco che uno deve capire che non può comunque farlo, non può difendersi dicendo non sono in colpa perché non pensavo che fosse abusivo. Se amassi delle persone dovevi pensarlo sicuramente, se non l'avevi fatto sei in colpa. Ecco. Quindi l'unico tentativo quando non c'è il limite oggettivo è quello di dire, e lo hanno fatto anche dei precedenti in giurisprudenza, che va collocato nella testa della persona quella cosa. Se la cosa è così piccola forse gli poteva sfuggire che era già sbagliato, ma se la cosa è gigantesca doveva sapere che era abusivo comunque. Pinuccia, volevi continuare? No, volevo solo dire sulla responsabilità del danno ambientale della direttiva europea, che poi è in base alla direttiva europea. Certo, scusate, io l'ho fatta bene perché sì, l'altra cosa è che noi sugli alberi utilizzavamo invece chiunque senza la prescritta autorizzazione o in difformità di esse esegue lavori sui beni ambientali è punito con la repressione eccetera eccetera. Noi lo utilizzavamo per gli alberi, perché di fatto quando tagliavano gli alberi spesso non avevano comunque l'autorizzazione oppure facevano azioni in difformità dalla. Ho saltato anche questa parte, ma vi accenno solo, non è che finora non ci fossero completamente norme penali, solo che la gran parte era collocata nelle cosiddette contravvenzioni, che non sono quelle che fa il vigile, ma sono reati anche quelli, sanzionati magari anche con la reclusione, ma reati minori. Per esempio si prescrivono i 5 anni e nei processi ambientali
I 5 anni sono appena sufficienti oggi a fare il primo grado, basta fare un appello e va tutto in prescrizione. Adesso questi sono delitti, hanno delle prescrizioni più lunghe. Allora, questa è una delle cose che riguardano anche il futuro, abbiamo capito, no? Cioè fare seminari su queste cose, imparare a utilizzarle, eccetera, eccetera. E grazie a Elio e poi Albino Pizzotto che è arrivato, oppure saltiamo un paio di interventi. Dopo Mao c'è Titta Fazio. 5, 8, non più di 10. Ciao, allora per rispondere alla domanda del convegno rimando all'articolo che ho scritto, che è pubblicato su Gaia, a pagina 4. Pagina 3-4. Così risparmiamo. Anche Viale, ho detto che c'era un intervento scritto e lo trovate a pagina 3 di Gaia, non lo leggo adesso perché è proprio... No, 4 anche lui. 3 e 4 come te. Uguali. E così, naturalmente non è una risposta, ma ripropongo ulteriori domande perché non mi sentivo di avere risposte definite. E invece negli 8 minuti che utilizzerò, volevo parlarvi di questo libro che è uscito recentemente, che ho curato, che si chiama Che è una possibile risposta alla domanda del convegno, non per la pubblicità al libro, che tra l'altro di Legambiente. Alexander Langer, una buona politica per riparare il mondo. È un manuale, non è l'ennesimo libro su Alex, perché dopo 20 anni ne sono usciti anche di ottimi naturalmente su Alex e sul suo libro. Questo più che un libro voleva essere un manuale, ce l'aveva chiesto Legambiente in occasione del ventennale della morte di Alex l'anno scorso. Noi abbiamo preferito aspettare qualche mese e farlo uscire in occasione del 70° compleanno di Alex, il 2 febbraio del 2016. L'abbiamo curato assieme a Marzio Marzorati, di Legambiente, di Segue, insomma, conosciuto e fatto pezzi di strada con lui nella campagna nord-sud. E niente, abbiamo pensato questa struttura, diciamo, del manuale. Individuare 10 tematiche tra le tantissime che Alex aveva affrontato. E quindi naturalmente la scelta delle tematiche è molto soggettiva. Non c'è, lo dico subito, ad esempio tutta la tematica Bosnia, perché molto ampia e complessa e avrebbe meritato, anzi meriterà, perché ci stiamo già pensando, una pubblicazione a parte specifica, diciamo, su tutta la vicenda. Quindi questa tematica in particolare non la trovate. Però le 10 che abbiamo scelto sono, leggo i titoli, che sono 10 capitoli del libro. Uno è l'arte della convivenza, quindi tutto il percorso di Alex dal Sud Tirolo, poi tutto il giro che ha fatto in Europa e nel mondo per tornare al Sud Tirolo. Quindi Sud Tirolo come laboratorio, diciamo, esperienziale della sua realizzazione e pensiero sulla convivenza. Il secondo è debiti con la natura, quindi tutta la questione dell'ecodebito. Il terzo è sul Mediterraneo, attualissimo. Rileggere oggi questo testo è davvero impressionante, pensando quando aveva scritto che il fenomeno non era neanche agli albori. Il quarto è un mondo da riparare, e poi dà il titolo al libro perché naturalmente il titolo del libro sono parole di Alex messe insieme: una buona politica per riparare il mondo, non per rottamare la politica, tanto meno per rottamare le persone. Siamo contro la rottamazione delle cose, figuriamoci delle persone, ma c'è questa idea della riparazione, cioè di prendere un luogo e fare lì la sperimentazione, diciamo, di una nuova politica ecologista.
così come Alex non parlava di rivoluzione verde o rivoluzione ecologista, ma ci ha consegnato il termine conversione ecologica, che è stato Alex per primo, che poi addirittura è stata ripresa ed è uno dei contenuti forti della enciclica del Papa Laudato Si. Infatti il quinto capitolo è proprio questo, la conversione ecologica. Il sesto è il rifiuto del nemico, il concetto base della non violenza, che Alex ci declina e applica. Il settimo è pace tra gli uomini e con la natura, cioè la capacità di fare pace, e la pace non è solo una questione umana, diciamo, tra viventi, ma riguarda l'ambiente in cui viviamo. L'ottavo riguarda le forme della politica, cioè il solve et coagula, che Alex aveva applicato in pieno in tutte le sue esperienze. Il nono capitolo è una vita semplice, la cura della natura. E il decimo, bandire ogni violenza. Questo è uno degli ultimi punti del decalogo per la convivenza interetnica, e lo dedica specificamente all'esclusione della violenza, cioè la scelta, diciamo, esplicita della non violenza. Ecco, per ognuna di queste tematiche noi abbiamo scelto un testo esemplare, diciamo, di Alex. Quindi il capitolo si apre con un suo scritto originale, qualcuno anche inedito. E poi abbiamo affidato questa tematica, la tematica scelta, a 10 diverse persone. Diverse nel senso che qualche donna e qualche uomo, qualche giovane e qualche meno giovane, qualche firma nota e qualche firma assolutamente sconosciuta, nuova. Per cui trovate firme come Dani Tamino, Giovanni Damiani, Edvige Ricci, ma anche dei giovani che non hanno conosciuto Alex, che l'hanno incrociato in situazioni molto diverse o che stanno facendo tesi e ricerche su Alex, gli abbiamo chiesto di scrivere. E così ne è emerso, diciamo, questo manuale con questi 10 capitoli, lo scritto di Alex, e a seguire l'interpretazione oggi, cioè cosa resta oggi, come possiamo utilizzare oggi, diciamo, gli insegnamenti, gli scritti, le esperienze che ci vengono da Alex. Scusa, mi puoi ripetere il titolo a cura di? Alexander Langer, una buona politica per riparare il mondo, a cura di Marzio Marzorati e Manvagliana. Edito da? Edizioni Legambiente, Biblioteca del Cigno. È una collana, i maestri dell'ecologismo italiano. Hanno fatto dei libri su Chiezzi, Laura Conti e altri, Camilla Cederna. E questo è l'ultimo che è uscito su Alex, ne è in preparazione un altro su Petra Kelly, che stanno curando anche. Ai 10 capitoli segue, che questo mi pare molto interessante, una biografia e cronologia essenziale, cioè abbiamo percorso tutti i 49 anni della vita di Alex, mettendoli a fianco, cioè cosa stava facendo lui in quel momento, bambino di Poteno, studente a Bolzano, universitario a Firenze, consigliere provinciale, consigliere eurodeputato, eccetera, eccetera, a fianco di cosa stava accadendo nel paese in quegli anni lì, quindi anche per contestualizzare, diciamo, gli scritti di Alex, che li ha scritti in determinati periodi storici. Alcuni sono molto profetici, avantissimo, come questo sul Mediterraneo, altri sono giustamente molto legati alla realtà politica di quel periodo. E quindi soprattutto per i giovani, chi vuole avvicinarsi, diciamo, a questo tipo di letture, avere a fronte il testo, diciamo, questa cronologia, ci sembrava una cosa interessante. Dicevo, l'abbiamo pensato come un manuale perché può essere uno strumento di lavoro su cui costruire dei corsi, diciamo, di buona politica, senza voler usare termini troppo elevati. Perché quello che mi sembra che emerga dal libro, che per me è anche la cosa più interessante, è non tanto fare un santino di Alex, che comunque se lo merita benissimo, ma diciamo dopo 20 anni di elaborazione, seppur parziale, del lutto,
ci sembrava il momento di cercare di trarre, diciamo, degli insegnamenti validi ancora oggi, soprattutto per dei giovani che volessero avvicinarsi alla politica. Questa cosa strana, dipinta così come una cosa brutta, ma in realtà è una cosa bellissima che ci appassiona ancora, visto che siamo ancora qua a fare queste cose, tanti anni. E, ecco, un manuale da cui secondo me emergono alcune cose importanti. La principale mi sembra che sia il metodo che Alex utilizzava, metodo di lavoro nella politica e nell'affrontare, diciamo, queste tematiche, che lo si vede bene, diciamo, in tutti i 10 capitoli, perché per ogni idea, diciamo, che Alex aveva, su cui scriveva, rifletteva, lavorava e poi ci proponeva, non rimaneva mai solo l'idea. Cioè Alex non è esclusivamente un intellettuale, è anche un grande intellettuale, ma è anche un operatore, diciamo, della società, della politica, perché per ogni idea veniva proposto anche lo strumento per come proseguire. Poteva essere una campagna, poteva essere un'associazione, poteva essere una lista elettorale, poteva essere una rete, tante cose, però c'era sempre la proposta e lo strumento perché questa proposta andasse avanti e camminasse anche senza bisogno delle gambe, diciamo, di Alex, che come lui stesso si è definito alcune volte voleva fare la funzione del motorino di avviamento, avviare, diciamo, l'idea di iniziativa che poi proseguisse. Molte di queste campagne, associazioni, liste, reti, eccetera, che Alex ha avviato, tante sono ancora vive nel tempo, tant'è che dentro la Fondazione Langer è fondamentalmente ancora, diciamo, vige la rete che in qualche modo Alex ci aveva costruito e ci ha permesso di mescolare tante cose, appunto. Certo l'ambientalismo, ma tutto l'ambientalismo di Alex è anche una visione pacifista anche abbastanza radicale da poter crescere, diciamo, verso una riflessione importante sulla non violenza, anche se Alex, poco ideologico com'era, citava pochissimo, diciamo, la scelta non violenta, però lo vediamo che era presentissima nei fatti, anche con scelte molto difficili e particolari come quelle che lui ha fatto affrontando tutta la vicenda dei Balcani. Ecco, niente, poi il libro è uscito, adesso lo stiamo presentando poi in giro. È interessante perché in Lombardia, con un progetto che abbiamo presentato alla Fondazione, è stato finanziato un corso che durerà un anno, inizio a gennaio di quest'anno, con 10 incontri riservato a giovani o meno giovani, insomma, che vogliono iscriversi in particolare, con i relatori, gli autori, diciamo, dei capitoli che diventano relatori di questa scuola, che durerà per il 2017 a Milano, un progetto abbastanza importante della Fondazione Carica. Quindi niente, allora mi sembrava che dentro a questo libro ci possono essere contenute delle risposte alla domanda che Michele ci ha fatto, quale futuro per l'ecologismo. Una delle risposte che dà Alex, che emerge, e su questo chiudo, è che ogni pratica ecologista deve essere misurata su un'esperienza territoriale. Ecco, da cui poi può nascere anche una visione naturalmente più ampia, globale, di movimento, anche di movimento politico, partito politico, quello che sia, quello che sarà, ma la base e il fondamento sono le esperienze specifiche territoriali. Poi volevo chiudere, se mi chiede me lo permetto, un minuto ancora. Glielo permettiamo, non lo so. Visto che siamo qui, con un ricordo brevissimo, una citazione solo di Nanni Savio, che ci ha lasciato quest'anno, che era il presidente fondatore dell'Eco Istituto del Piemonte. Nanni è morto il 1 febbraio 2016. Come Alex e come tanti altri, è una delle persone che ci ha accompagnato, ci ha aiutato a crescere, ci ha lasciato molto materiale. Se stiamo preparando il numero di gennaio-febbraio 2017 di Azione Non Violenta, sarà interamente dedicato al pensiero e all'opera di Nanni Savio, potrà diventare anche quello uno strumento di lavoro.
Italia è un cofondatore dell'Ecoistituto del Piemonte, che ha sede presso il centro Regis di Torino. Se qualcuno è interessato ne ho pochi perché ero in treno. Adesso non disturbare troppo, ma fino alla fine. ci sei. Allora la parola a Tita Fazio, poi sì, Buonasera, io faccio parte dell'associazione CILSA dell'Ovest di Centino. CILSA vuol dire cittadini per il lavoro, la legalità, la salute e l'ambiente. Abbiamo ritenuto questi punti estremamente collegati tra loro. Purtroppo diciamo che la maggior parte delle piaghe, delle famose 7 piaghe d'Egitto, molto di più ce n'ha il Veneto adesso, attraversano il nostro territorio, dalla pedemontana al disastro dell'inquinamento di questa grande falda idrica preziosa che è la seconda falda d'Europa, da parte di una industria, di una fabbrica che si chiama Miteni, che sarebbe una fabbrica che prima si chiamava Rima delle Ricerche Marzotto, che si trova nel comune di Trissina e che ha inquinato il territorio del Veneto per più di 30 anni, e soltanto adesso, proprio perché da parte dell'Europa è arrivata la necessità di verificare se fossero presenti nelle acque potabili italiane questi prodotti perfluorati, che sono composti per fluoro, e si scoperto, si sapeva già da prima, adesso è stato dimostrato dall'ARPAV che esistono in quantità esorbitanti, solo che il governo italiano non aveva mai, lo Stato italiano non aveva mai posto dei limiti o perlomeno stabilito la possibilità o meno che queste sostanze fossero nell'acqua potabile. Secondo noi non ci dovrebbero essere assolutamente, ma perlomeno ci dovrebbero essere dei limiti, non ci sono mai stati. Questo è uno dei punti su cui noi ci stiamo battendo da tanto tempo, ed è una battaglia in cui a poco prima c'era solo un medico, il presidente dell'ISDE, che sono i medici per l'ambiente di Vicenza, che è un mio amico che ha cominciato a interessarsene, a poco sono formati dei comitati, sono nati comitati in tutta la zona inquinata, che inquina 3 province, questa inquinamento. E poi si sono interessati i cittadini, c'è stata una grande manifestazione promossa dalle mamme, una manifestazione in bicicletta, tutti quanti sono partiti da Montecchio, sono andati davanti ai cancelli della fabbrica, una grande manifestazione, e finalmente ha cominciato a interessarsi anche la stampa. Poi se ne sono interessati i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, i quali, siccome abbiamo fatto anche una causa, anzi 2 cause, nel senso che è stato fatto un ricorso al Presidente della Repubblica e poi un ricorso al TAR, perché per bloccare almeno ancora la continuazione dell'inquinamento, però ci volevano 10.000 euro minimo per poter attivare questi provvedimenti, e questi, io non faccio parte di nessun partito, questi consiglieri però del Movimento 5 Stelle si sono autotassati per poter aprire il procedimento. Questa è una cosa importante. E adesso se ne stanno interessando a titolo personale anche una consigliera regionale, la Cristina Guarda del PD, ma soprattutto è un movimento formato anche da Legambiente, perché c'è Legambiente che si sta interessando moltissimo, dove i cittadini in particolare stanno lavorando. È una situazione difficile, io la sintetizzo perché non soltanto questo che ci occupiamo. Recentemente, finalmente, dopo tante pressioni, il Ministero ha posto finalmente dei limiti allo sversamento di queste acque contaminate. E è successo questo, che prima produceva, fino a 2 anni fa, si producevano i PFOA, cioè dei perfluorati a catena lunga si chiamavano. Recentemente questi perfluorati non vengono più fatti e ci sono dei perfluorati a catena corta, che a detta della controparte, chiamiamola così, di quelli che sostengono l'inquinamento, perché in testa c'è il giornale di Vicenza,
essendo a catena corta permanendo meno nel sangue sono meno dannosi e quindi si può tollerare un limite più alto. In realtà a Tarragona sono stati fatti circa 90 rilevamenti autopsi in Spagna e si è dimostrato che il motivo per cui queste sostanze dopo alcuni anni, perché non si tratta di pochi giorni, cominciano a decrescere, è dovuto al fatto che si accumulano nel cervello, nel rene, nel fegato, nei testicoli e quindi si spostano l'organismo e non restano più nel sangue circolante, a meno che uno continui a bere quelle acque. Bene, la cosa che è successa, la dico in sintesi, è che finalmente il Ministero e l'ISIS è intervenuta, anche quello perché abbiamo fatto delle pressioni, l'Istituto Superiore Zero. Il Ministero ha fissato i limiti, però come li ha fissati? Per i prodotti che non si fabbricano più, ma che sono fortemente presenti, perché è un inquinamento persistente, non è un inquinamento che dura pochi giorni. Per quelli ha fissato dei limiti estremamente severi, stretti, basta, questi più di 30 nanogrammi, 80 nanogrammi non si può andare avanti. Per quelli che si producono adesso, anziché adottare dei limiti già molto permissivi che erano stati fissati dall'Istituto Superiore della Sanità, che erano di 500 nanogrammi, erano già estremamente più alti di tutti quelli che sono stati fissati negli Stati Uniti d'America e in Europa, ma erano già vergognosi, invece li ha portati a 3000 nanogrammi, cioè praticamente consentendo all'azienda di continuare tranquillamente a sversare tutto quello che vuole, rimanendo tranquillamente nei limiti. Quindi il solito giochetto di alzare il limite per consentire la continuazione dell'inquinamento. Anche su questo stiamo facendo manifestazioni, stiamo facendo interventi, eccetera. Questo è uno dei danni più grandi che abbiamo ed è un danno che sta investendo un'area di circa 350.000 abitanti. È stato trovato che queste sostanze sono state ritrovate nelle carpe, nei pesci, sono state trovate negli ortaggi e quindi si sta creando il famoso bioaccumulo, per cui sono state trovate nel sangue umano, compreso quello del direttore generale della sanità Mantoano del Veneto, che ha trovato nel suo sangue 600 nanogrammi di queste belle sostanze. Anche nelle piante, questo è curioso. Anche nelle piante. Quindi si sta creando quel bioaccumulo, per cui non soltanto bevendo l'acqua ma anche mangiando. E adesso è notizia di ieri sul giornale di Vicenza che si farà un monitoraggio sull'uva, perché sembrerebbe per controllare che sia andata a finire anche negli aghi dell'uva. Quindi è un disastro ambientale, dicevamo, però non sappiamo, secondo quella parolina, se questo è un disastro ambientale oggettivo, perché è un fatto oggettivo, e oltretutto che queste sostanze fossero estremamente dannose, non è che lo sappiamo da oggi. Negli Stati Uniti d'America la DuPont, che è un'altra grande fabbrica che voi avete sentito nominare, che produce gli stessi perfluorati, è stata condannata dopo un grande movimento di cittadini, c'è stato, perché noi parliamo sempre dell'America come un mostro che inquina, ma ci sono anche tanti, come se leggiamo anche Naomi Klein e gli altri, ci sono grandi movimenti contro queste cose qui. E grazie a questo grande movimento si è riusciti a far condannare la DuPont 2 volte e totalmente per circa 600 milioni di dollari e con l'obbligo anche di disinquinare il fiume Ohio che stava inquinando. Quindi e queste cose non sono avvenute ieri. Quindi chi produce i perfluorati, anche leggendo i giornali, visto che tra l'altro sono cose che fa lui, dovrebbe saperle queste cose qui. Loro però non sapevano niente e dicevano che non c'erano limiti. Noi abbiamo lavorato anche come CILSA, che questa piccola, facciamo questa azione per muovere la cittadinanza attiva, per portare coscienza ai cittadini. Purtroppo operiamo in un ambiente, in un distretto conciario potentissimo, noto non solo per i forti inquinamenti che produce, non solo per l'arica, cioè mi ricordo con Michele facevamo le manifestazioni 20 anni o 30 anni fa. Non dire quanti anni abbiamo. È un tubo che scarica
l'acqua di del depuratore di Arzignano fino a Bologna Veneta. Ed è un tubo dove per poter rientrare nei limiti viene immessa dell'acqua pulita, che è un reato anche questo, non lo fanno, la prendono dall'Adige da garantire i famosi limiti, però poi alla fine non prendo sempre sì, vabbè. No, dico soltanto, no, siamo intervenuti e lì abbiamo vinto, abbiamo impedito la costruzione di un crematorio al centro della città di Thiene, spiegando ai cittadini quello che succedeva. Un gruppo di mamme mi ha chiamato Guido della Scizia, e lì siamo riusciti a bloccare il sito, ha fatto un passo indietro, era già tutto pronto, progetto, tutto, e ha dovuto dire di no all'azienda che lo voleva costruire, era una cosa mostruosa, perché perdeva troppo favore da parte dei cittadini, quindi ha fatto marcia indietro. Abbiamo lottato fino ad ora contro la costruzione di un gassificatore, che è un inceneritore ad Arzignano, e fino ad ora sono 4 anni, siamo riusciti a fermarlo, e non ultima, perché ce ne sono tante altre, contro la chiusura di un ospedale per costruirne uno a Montecchio a 3 km di distanza, chiudendone uno già efficiente a 3 km, e rientra nella serie ospedali che voi conoscete bene, lo spreco della sanità, che è spaventoso e su cui abbiamo raccolto anche 1000 firme ad Arzignano, ma continuiamo la nostra volta. Queste sono le nostre battaglie che stiamo facendo. Noi abbiamo trovato un giovane avvocato che ci sta aiutando in alcune cose, anche lui senza chiedere niente, molto bravo. Stiamo lottando, perché anche io faccio parte della medicina, perché sono un medico, faccio parte della medicina per l'ambiente, e quindi la nostra associazione ha questa funzione, quella di far conoscere le cose alle persone, ai cittadini, è trasversale. È stata una cosa molto bella, perché c'erano tanti gruppi politici ad Arzignano, ma nessuno riusciva a fare niente, si faceva una lotta fra di loro, guerre. E noi abbiamo detto, abbiamo una serie di problemi, le nostre idee sono queste. Abbiamo fatto anche un intervento contro il razzismo, perché c'è stata una manifestazione ad Arzignano, e miracolosamente tutti questi che parlavano prima, uno in Selle, uno in Avanguardia, uno in 5 Stelle, si massacravano. Sono tutti là che lavorano insieme su tutti questi problemi, vengono là, montano in gazzetta, distribuiscono i volantini, e quindi sono riuscito a far lavorare tante persone sulle cose concrete, sugli obiettivi reali, perché in realtà erano delle persone per bene, ma semplicemente fuorviate dalla loro collocazione politica. E questo è stato anche un successo, perché adesso c'è della gente che vi sta lavorando. Abbiamo anche lavorato per il referendum, eccetera. Ecco, io grazie. Poi questi cavalieri. Buonasera a tutti e a tutte. Sentite, qua c'è una domanda da chilo qua nel dare le cose. Io sono venuto stasera, non ho molte cose da insegnare a nessuno, perché qua trovo gente che è moltissimo impegnata. Allora, la prima cosa che volevo dire era dire grazie a tutte le persone che stiamo lavorando, tutti quanti, e quindi la prima cosa è una grande riconoscenza a tutti quelli che si espongono per fare qualcosa di buono e di bello per tutti. La seconda cosa è fare gli auguri ai 20 anni, i 20 anni sono giovanotti, sono i giovanotti a livello, insomma, la vita è sempre nuova, le persone diventano vecchie, ma la vita è sempre nuova per tutti, quindi ci diamo dentro molto volentieri, con grandi auguri, anche perché il lavoro svolto in questi anni, sia dal punto di vista culturale come dal punto di vista pratico, sono stati veramente molti, e devo dire grazie proprio sul serio anche su questo. La terza cosa era che, sono molto veloce, la terza cosa è che a me pare che oggi la concentrazione di tutto il lavoro a livello proprio globale gira attorno alla vita, sia come processo positivo di relazioni, e quindi con l'inglobare tutta la realtà della vita, rocce comprese, e quindi andiamo dalla materia inerte cosiddetta, che non è inerte, fino alla coscienza delle persone,
dentro a una concezione che secondo me sta prendendo piede, che sta rivoluzionando parecchie cose, anche se le lentezze culturali, lo sappiamo, le resistenze culturali sono molto forti. Lo dico perché secondo me l'idea di Francesco, il Vescovo di Roma, di collegare le periferie dell'umanità e le periferie della terra riguardo a rinnovare la vita e a ritrovare il filo insieme per andare verso un qualche cosa di condiviso e non di superiore, ma qualcosa di condiviso, credo che sia una strada molto importante. Lo dico perché io non lo so per voi altri, io mi trovo proprio spiazzatissimo riguardo a queste cose, partendo proprio dalle vicende dei Rom, dalle vicende degli ultimi, dei più emarginati, ma anche partendo da come viene trattato il territorio, dalle scelte strutturali che vengono fatte, è una cosa folle, non lo so come definirla. E allora trovarci da questo punto di vista, continuare anche se con difficoltà, anche se con a volte pochi risultati, anzi quasi nessuno, guardare tutta la storia dell'opposizione costruttiva al MOSE con le proposte alternative, vedere i risultati e vedere tutto quello che era stato prodotto per dare una risposta positiva fa veramente venire piangere alle persone. Però l'idea che i comitati, lo dico perché io sono molto riconoscente anche ai comitati, sono le sentinelle che prendono coscienza, che poi lanciano rapporti e attività nuove. E l'ultima cosa, senza nessuna pretesa, e quindi per quanto riguarda il discorso della vita, io sento che sono, come dire, sempre in deficit, non ce la faccio mai. Però avrei bisogno, questo ve lo dico, avrei bisogno di trovare in quello che faccio, anche se è duro, anche se è faticoso, anche se è senza successo, di trovare la gioia di vivere. Non so come dirvela sta roba qua, ma il far vedere anche alla gente che è bello lottare, che è bello tirar fuori le cose giuste, che è bello anche perdere, ma stare sulla strada giusta è una cosa che deve riempire di gioia. Non so come fare, ma vorrei trovare il modo di esprimerlo. L'ultima cosa, sapete che noi facciamo anche radio cooperativa, che anche quella è in difficoltà. Se qualcuno dei comitati delle cose vuole servirsi e quindi fare un lavoro anche di collegamento, anche a livello pratico, operativo, di interventi, c'è una grandissima disponibilità, perché viviamo di questo, non viviamo di spot o d'altro. Fino a questo momento non abbiamo nessuna pubblicità, se vogliamo darci una mano, grazie. Vi dico i prossimi interventi perché sono quelli che erano previsti e dobbiamo stare entro le 6, quindi diamoci. Dunque la Cristina Romieri, Maria Rosa Vittadini, giusto? Sì. Poi, no, giusto nel senso che parli, non sei qui, Stefano Boato, no? Ok? E Franco Rigosi, giusto? Carlo Giacomini, Luca Fattambrini e Toglio De Savognani. Sono 6 interventi. Datevi più o meno 5 minuti a testa e chiudiamo. Ecco, allora mi scuso per essere arrivata in ritardo e per andare anche via prima, e tra l'altro appunto mi scuso per non aver sentito l'introduzione, però oggi, e può essere visto in negativo ma anche in positivo, c'è proprio oggi e domani, ci sono talmente qua nel territorio di Venezia, Lido e Mestre tante iniziative che è anche un bene, per cui purtroppo devo andare tra poco a un banchetto, a un tavolo della LAV. Ecco, e a proposito appunto di comitati eccetera, naturalmente considero un valore, per dirla con le parole di Henry De Luca, il fatto che ci siano appunto tante associazioni, tanti comitati anche nel territorio dove vivo, che appunto vivo adesso a Lido, proveniva da Venezia, ma una delle tante persone sfrattate, e accanto appunto a questi comitati spontanei ci siano anche associazioni storiche come Italia Nostra, ad esempio, con cui collaboro. Ed è anche importante, a proposito di quello che ha detto l'avvocato, che accanto appunto alla sensibilizzazione, a tutte le azioni che si fa, proprio anche l'azione legale. Noi
usiamo, dico noi in generale, ma anche Italia Nostra usa molto anche il fatto del, anche se purtroppo costa, ricorso al TAR. Per esempio proprio recentemente, proprio grazie al ricorso al TAR, tra l'altro per una cosa proprio formale, però siamo riusciti, almeno per adesso, a bloccare una grande speculazione, adesso non mi soffermo naturalmente, su un'isola molto importante della laguna di Venezia. Naturalmente accanto, diciamo, ai crimini ambientali, per così dire, ci sono anche quelli più dei beni architettonici, ad esempio, che una città come Venezia è molto ricca. Ricordo solo, tra poco aprirà il Fondaco dei tedeschi, tanto per citare una cosa, dove veramente, e dove stiamo pensando anche di capire proprio se si può fare un'azione, visto che si è perso al TAR, anche proprio per un crimine, benché abbiano tutte le autorizzazioni, però proprio una distruzione di bene architettonico. Detto questo, volevo dire anche semplicemente una cosa. Non sto appunto qui a dire tutte le varie problematiche veneziane, perché appunto per esempio anche il Mose, tra l'altro quest'anno cade 50 anni della famosa alluvione del 4 novembre, il comune si prepara a celebrarlo, ho visto il programma ieri, in maniera appunto senza neanche minimamente una critica al Mose, anzi dando la parola al consorzio Venezia Nuova, ecco, e comunque non mi dilungo su questo. Ci tenevo a dire molto in fretta, visto appunto che ci sono gli altri interventi, che è una cosa proprio, come dire, dal cuore, nel senso che considero importante appunto tutte queste cose qua, però io rimango dello slogan di una volta di appunto pensare globalmente e far derivare anche delle scelte di vita proprio quotidiane che contano tantissimo, dal fatto economico a quello alimentare, a quello in cui ci vestiamo. Naturalmente non mi soffermo, ma è chiaro che dentro di ognuno di noi deve essere sempre presente la gravissima e drammatica realtà di paesi appunto del sud del mondo, di immigranti, dei Rom, eccetera, eccetera. Non voglio qua appunto dilungarmi. Però appunto, tra l'altro con guerre più o meno, poi ci sono anche delle volte paesi proprio dimenticati. Io ricordo sempre anche il Tibet, perché appunto è uno di questi purtroppo sempre più dimenticato. Spiace anche che purtroppo il Vaticano, per una sorta di realpolitik, abbia anche escluso proprio il Dalai Lama a questo incontro fatto in settembre, quando oltre a essere un premio Nobel per la pace è sempre stata una persona proprio umile e non violenta, che porta avanti anche una politica chiamata via di mezzo. Ecco, da ultimo ci tengo, visto che sono stata invitata come gruppo vegan, a dire appunto che secondo me è il tempo, proprio ho apprezzato molto il fatto anche della roccia, perché per me appunto anche le cose, come diceva peraltro anche Capitini, le cose inanimate hanno anche loro un valore, e appunto ritengo proprio importantissimo, e su questo vedo per fortuna che la coscienza si sta sempre più allargando, che tener presente che accanto a noi umani vivono e coabitano nel nostro pianeta quelli che vengono chiamati, ho visto anche qua, gli altri, giustamente, gli altri animali. E allora ci sono delle cose, noi facciamo a loro delle cose, non voglio appunto soffermarmi, ma veramente incredibili quanto a violenza, a crudeltà, a cose, e non parlo solo appunto degli allevamenti intensivi, ma anche gli allevamenti per esempio da pelliccia. Faccio una parentesi per dire che adesso alcuni comitati stanno già muovendosi, perché è previsto in un paese del Rovigotto, mi pare si dica così, un allevamento di ben 10.000 bisoni che è stato
mandato via in un altro paese sempre del territorio di Rovigo, e questo vuol dire, per una cosa che poi la pelliccia, oltretutto con i cambiamenti climatici, non serve di certo, ma a parte quello non serve, e tutte queste crudeltà, perché pensiamo delle gabbie senza neanche peraltro il pavimento, perché per risparmiare appunto non neanche, e la morte è di risparmio appunto i particolari, è una cosa terribile. Ma dico, tutte queste realtà su cui appunto per un fatto di tempo non voglio soffermarmi, però dai circhi agli zoo, agli stessi appunto allevamenti intensivi, sono cose che non ci servono assolutamente. Per cui, per esempio, tanto per fare, visto che ho firmato prima una petizione, anche gli stessi pulcini, cose che magari la gente non sa, ma siccome adesso ci sono appunto, tra l'altro vado appunto al tavolo Lab adesso che c'è qua vicino sui conigli, ma per esempio anche i pulcini, una cosa che magari uno non sa, siccome non servono pulcini maschi negli allevamenti delle galline ovaiole, a milioni vengono triturati vivi perché non servono. Ecco, e dopo magari si mostra al bambino il pulcino piccolo. Ecco, detto questo, quindi appunto secondo me bisogna lottare ovviamente per tutte le cose del nostro territorio, che siano cose ambientali o le autostrade o le varie cose, i cambiamenti climatici eccetera, però avere anche la grande consapevolezza di quello che ci sta attorno, e da ultimo compreso appunto tutta questa drammatica realtà veramente che noi facciamo inutilmente a esseri viventi che hanno come noi la capacità di soffrire, di vivere, che sono in teoria sarebbero tutelati anche proprio come persona. Da ultimo, ecco, a proposito quello che diceva Don Albino sul fatto anche di dire che si è contenti, ecco, mi è venuta in mente una cosa: quando io dico che sono vegetariana o adesso vegana, tutti mi guardano come forse una rinuncia, invece non è una rinuncia, è una cosa veramente che mi fa piacere, ecco. Finisco qua. E anche noi. Maria Rosa Vittadini, poi si prepara Franco Rigosi. Io ho ricevuto il titolo di questa, Il futuro dell'ecologismo. Per prima cosa mi sono chiesta cos'è l'ecologismo. Mi sono data anche delle risposte. Una concezione del mondo, delle relazioni tra di noi, delle relazioni con gli animali, le pietre, i vegetali. Tutte queste cose stanno insieme e sono tra loro in relazione. Allora ho guardato verso il passato, perché per avere il futuro tutti dicono che bisogna avere il passato, e in effetti abbiamo fatto grandi passi avanti in questa direzione di capire le relazioni, di diciamo così approfondire scientificamente le relazioni tra le cose. Vorrei solo citare due o tre cose che a me sono state assolutamente, mi hanno aperto gli occhi: il Millennium Assessment, la teorizzazione dei servizi ecosistemici, certo alla vita dell'uomo, ma anche alla vita di tutte le specie viventi. Quindi io spero che tutti voi li conosciate, secondo me è stata una pietra miliare da cui hanno preso spunto conoscenze, investimento in sapere. Ecco, io trovo una schizofrenia intollerabile tra gli investimenti in sapere e il sapere che abbiamo maturato e di cui voi siete l'evidenza, e il modo di prendere le decisioni. E la parte, diciamo così, politico, funzionariale, totalmente asservita a interessi, luoghi, non dico criminali, talvolta la motivazione
ha anche le sue giustificazioni, il lavoro, dobbiamo tutelare l'occupazione, dobbiamo sviluppare i territori marginali. No? Allora, queste motivazioni secondo me hanno un difetto, ma veramente profondo, di integrazione con quello che sappiamo già, con quello che è venuto fuori da lavori come il vostro, ma come voi ce ne sono tantissimi di gruppi. Mi ricordo una volta con Donaldino, quanti ne avevi raccolto intorno a te di gruppi che su questo, su quello, su quell'altro facevano, approfondivano, tiravano fuori i problemi. Allora, i problemi si sanno, la gente che se ne occupa c'è, non entrano nel processo decisionale. Io che mi occupo di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale dei piani e programmi, so quanto sia siderale questa cosa. Allora, il futuro dell'ecologismo quale può essere? In primo luogo ridurre questa distanza, che si fa come fate voi, mandando denunce al TAR, costruendo consenso e quindi pressione, ma secondo me si deve fare anche in modo più, non so come dire, più direttamente politico. Bisogna che impariamo a viviamo in questo sistema, a eleggere, a formare e poi mandare a governare persone che abbiano introiettato questo tipo di sapere e di consapevolezza. Quando Cristina parla, mi vengono dei mali di pancia su quello che facciamo di male, eccetera. Però vorrei metterla in guardia da un'altra cosa che secondo me non va bene, quello di dire che la natura è buona, che nella natura non è così, no? È l'attribuzione di sentimenti umani a un funzionamento che non ha, che non segue questi ha altre regole. Allora capiamo queste regole, dove noi siamo veramente responsabili nel trovare l'equilibrio. La lotta per la vita è una cosa selvaggia anche nella natura, ma si autoregola. Noi siamo stati il meccanismo della distruzione dell'autoregolazione. La nostra responsabilità è trovare questo limite, e questo limite si trova, secondo me, in tutte le azioni che facciamo. Tutte, cosa mangiamo, come ci spostiamo, come ci vestiamo, dove abitiamo e come pensiamo alla globalità, perché tantissime delle cose altrettanto tremende, certo gli animali, ma gli immigrati, ma il fuggire da zone dove è la distruzione dell'ambiente, delle risorse che l'ambiente dà alla vita di quei luoghi, che provocano la distruzione. Magari non muori, ma la società è scardinata e lo scardinamento provoca questo rimescolamento. Allora accettiamo il rimescolamento e diciamo con una capacità creativa, con una capacità di proposta, andiamo verso la ricerca di questa nuova responsabilità. Grazie Maria Rosa Franco, e si prepara il caso Giacomini, poi Luca, poi Vittorio. Sdono al tema, al titolo, perché non parlo di medicina democratica nelle nostre iniziative, e invece mi rifaccio al problema ambientale, il nostro futuro, quali saranno i problemi a medio termine a livello ambientale che dovrebbero preoccuparci. Secondo me, personalmente, quindi non parlo dell'aspetto partitico del ruolo dell'ecologismo, perché secondo me è morto, e invece mi rifaccio al discorso del Papa, che dice che l'ambiente, i danni all'ambiente sono un effetto e le cause sono ben altre. Come effetti a medio termine da cui stare attenti,
quello che balza agli occhi di tutto della cronaca è il non fossilizziamoci, cioè la battaglia contro il CO2, contro il riscaldamento climatico, quindi fuggire dalle fonti fossili per salvare il pianeta, non per salvare il giardino di casa. Quindi è una cosa che ci impegna tutti e che è difficilissima a livello mondiale, quindi come prospettiva della salvaguardia dell'umanità dovrebbe impegnarsi nel prossimo futuro, deve essere uno dei grossi pericoli che teniamo sotto controllo. Ma questo è già focalizzato, già il COP21 l'ha messo a fuoco. Io vorrei sottolineare invece altri rischi che ci vengono avanti in massa e non ce ne rendiamo tanto conto. Uno è per esempio i campi elettromagnetici, sono sempre di più con il wifi, i telefonini. I campi elettromagnetici ormai sono talmente intensi a livello base, diffuso in qualsiasi posto del mondo, che gli effetti sul sistema neurologico umano sono poco studiati e poco temuti, diciamo, perché non sono, le informazioni che si hanno non sono divulgate. Quindi le paure che avevamo sui campi elettromagnetici quando passavano i fili elettrici alla tensione, adesso questi campi elettromagnetici sono dappertutto, quindi questo è un tema secondo me da tenere sotto controllo. L'altro sono le nanotecnologie, stanno diffondendosi prodotti di profumeria, di qualsiasi roba in cui si usano strati di molecole, di sostanze anche tossiche, che vengono messe in ambiente e divulgate, quando ancora la Comunità Europea non ha divulgato i metodi di salvaguardia dell'uomo e di protezione della salute dei lavoratori e dell'ambiente su queste molecole che vengono diffuse dappertutto e che, essendo appunto molecole, entrano nel circolo respiratorio sanguigno con una velocità enorme. Cioè, mentre prima se respiriamo una cosa tossica passa per il naso, va ai polmoni, questi arrivano al cervello perché sono molecole tossiche. Quindi le nanotecnologie che stanno invadendo l'industria moderna sono secondo me uno dei problemi del futuro. L'altro problema è la robotica. La robotica con i droni, con le macchine che guidano da soli, con gli elettrodomestici che fanno tutto da soli, ci pongono dei problemi, a parte la privacy, perché ormai sanno tutto di quello che facciamo, ci vedono tutto con i droni, ma il fatto che questi robot lavorano 24 ore su 24 e fanno i danni in quantità enormi rispetto a quello che fa l'uomo e in tempi previsti. E c'è un problema anche di inquinamento cerebrale, nel senso che chi li comanda, come dobbiamo comandarli, che limiti dobbiamo dare a questi robot. Quindi tutta una tematica che implicherebbe da sola una serata, tanto per dire. L'altra roba che mi spaventa, sono valutazioni personali nelle visioni della società di oggi, è il turismo, cioè ormai il turismo, non tanto per i viaggi aerei, l'inquinamento degli aerei, il consumo di beni, ma perché sono migrazioni di popoli. Non solo a Venezia passano 30 milioni all'anno di turisti. Se voi pensate che l'immigrazione di popoli al tempo della Bibbia erano 100.000 al massimo persone, meno. Cioè adesso stanno pensando di fare la copia dell'Alhambra, perché l'Alhambra c'erano tanti turisti che tra pochi anni sarà inagibile, e lo stesso i problemi in tutto il mondo, ci sono cose che arrivano i turisti, stanno arrivando i turisti cinesi, tra poco arrivano i cinesi che hanno raggiunto un limite. Per cui il turismo, secondo me, è uno dei problemi che massacrerà il territorio. Questo è un po' per fare il flash, perché ho poco tempo, ma ho lanciato un po' di flash di attenzione per tutti i gruppi che lavorano sul territorio. C'è un po' di bombe atomiche, no? Però sono a medio termine, non sono domani, voglio dire, sono dopodomani. E voglio dare invece due strumenti utili, strategici, secondo me, per rilanciare l'ecologismo e avere dei risultati un po' più efficaci. Perché effettivamente perdiamo tante battaglie, le vinciamo anche, ma ne perdiamo. E secondo me è importantissimo, anche come medicina democratica, il collegamento della salute con l'ambiente, perché per noi gruppi, soprattutto a Vicenza, c'è il FAS che danneggia la salute, ma la gente comune qua, che con tutti i tumori che ci sono, e non riesce a collegare, dice, ma come? Nessuno gli ha detto che respiriamo colori cancerogeni, l'aria è piena di scarichi di diesel cancerogeni, polveri fini cancerogene, di amianto scaricato dai freni che fino a pochi anni fa erano di amianto, i freni delle macchine. Lo stesso quello che beviamo è l'acqua che viene clorurata per farla potabile, quindi il cloro è uno dei cancerogeni, dei prodotti cancerogeni peggiori. I cibi non ne parliamo, dei pesticidi, quelle cose. Quindi bisogna che riusciamo a riagganciare la gente comune, quella di strada, quella vecchietta a cui faceva accenno prima il primo relatore, per dirgli che quello che inquina, che danneggia la nostra salute è l'ambiente, cioè sono i fattori che prendiamo dall'ambiente.
E secondo noi è importantissimo, perché poi l'ambiente di vita, di lavoro, di casa, sono tutti posti in cui uno apre gli occhi e cerca di cambiarli se si rende conto che quelli sono causa di morte, perché i tumori sono in continua crescita. L'altra cosa importante, strategia da cambiare, secondo me, è quella che è la causa delle danni ambientali. Laudato Si lo dice chiaramente: il potere economico-finanziario è quello che mette in moto tutta questa situazione. Quindi bisogna favorire la finanza etica. Esiste una finanza etica che è di nicchia, ma le associazioni ambientaliste dovrebbero mettere i soldi nella banca etica, perché se li diamo alle poste, le casse di depositi e prestiti, sono quelli che danno i soldi per il MOSE, sono quelli che danno i soldi per le armi. Quindi il discorso di collegare il discorso con la finanza etica alla MAG o comunque banca etica che c'è ormai in tutta Italia, con i nostri piccoli risparmi, quelli che abbiamo, per cambiare, perché le banche favoriscono poi le speculazioni edilizie, tutte queste le fabbriche inquinanti, gli inceneritori, e quindi andare contro le banche, anche contro le singole persone. Leggevo adesso su questo libro di questo francese Giraud, che parla appunto di non fossilizziamoci, di come le banche favoriscono ovviamente il petrolio, il carbone, queste cose, anche se stanno un po' cambiando. Ma diceva lui, bisogna che mettiamo in crisi anche il singolo bancario, facciamo fare un'obiezione di coscienza, perché loro sono strumenti delle banche contro i cittadini. È un po' come avrebbero dovuto fare chi guidava i treni che andavano ad Auschwitz. Se quelli che portavano ad Auschwitz le persone, gli ebrei, avessero obiettato, quei treni sapevano benissimo dove andavano, ma loro, se pensavano di essere innocenti, portavano questi treni, dicevano io guido solo il treno. No, in realtà come il bancario porta gli effetti ed esegue quello che vuole la banca, così anche i macchinisti facevano solo questo gruppo ruolo. Quindi azionariato attivo, banca etica, sulla rivista Valori, che è molto ottima secondo me su queste tematiche, hanno costituito dei gruppi in Italia che acquistano un'azione, per esempio dell'ENI, poi vanno a rompere le scatole per dire: ma perché avevano degli stipendi dei manager così alti? Perché non riduciamo gli investimenti in carbone? Quindi l'azionariato attivo è uno degli strumenti per cambiare in meglio il discorso dell'ambientalismo. E poi se parlare di attività speculative delle banche dal credito, eliminare i divari e le disuguaglianze tra individui, tra classi e tra paesi, bloccare la concentrazione indotta dalla globalizzazione. Questa è una cosa fondamentale, cioè i nostri nemici si stanno coalizzando, stanno diventando sempre più forti. Facciamo degli esempi: la Monsanto e la Bayer si sono unite. Adesso nel mondo delle 6 grosse ditte che facevano pesticidi e sementi sono rimaste in 3 perché si sono unite. In tutto il mondo si stanno concentrando i poteri di comando. Succede la stessa cosa anche qua. Non so se avete visto sul giornale di oggi, sul Gazzettino, Marriott ha comprato tutti gli alberghi di Venezia di un certo livello, cioè di alta quota. Quindi c'è un solo proprietario. E la stessa cosa succede per le macchine, cioè i produttori di macchine stanno unificandosi, si stanno riducendo le teste che comandano, sono sempre di meno e hanno sempre più potere. E succede nella chimica, nel settore energetico. Quindi dobbiamo renderci conto che non è più piccolo e bello, qua stiamo diventando che il potere si sta concentrando in poche mani, sta controllando il mondo e è difficile, sarà sempre più difficile confrontarsi con queste forze. Bisogna averne coscienza. Poi bisognerebbe proibire l'HFT, che favorire la Tobin Tax. L'HFT non è altro che una High Frequency Trading, cioè permettere di compiere tramite computer da 1000 a 1 milione di transazioni finanziarie al secondo, cioè dei programmi che fanno tutto da solo, che se aumentano un'azione di poco, parte un programma che compra 1000 azioni, ma in tutto il mondo. Per cui i computer fanno tutto da solo, ormai sono più finanziari, addirittura hanno fatto dei programmi, e quindi andrebbero proibite, ma questo per fare degli esempi. Invece vanno difesi i beni comuni, sempre tutti assieme, l'acqua, l'aria, ma poi ci si allarga al denaro, perché l'euro non è un bene comune, è un bene della comunità che noi non controlliamo più. Così il lavoro, quindi la teorizzazione dei beni comuni, c'è un bel libro di Cacciari su questo, è molto ampio, cioè i beni comuni che dovrebbero difendere, le fonti energetiche, l'acqua e l'aria come minimo, ma poi allargando il concetto, ci sono molti beni comuni che andrebbero non privatizzati, invece la tendenza è proprio opposta, far gestire i privati queste cose che sono un bene pubblico. Sì, Cacciari Paolo. Altre vie, quello che ho citato prima. Non ho certo Paolo.
ma nessuno lo sospettava. L'altra cosa, per finire, sì, ce n'è un altro, ma quello è fuori di testa. Fuori gioco. Per finire volevo anch'io rifarmi allo slogan agire localmente e pensare globalmente, perché la sobrietà, il fare insieme le cose, farle con le proprie mani, maggiore efficacia, implica avere gli strumenti. Noi qua abbiamo degli strumenti come appunto valori, altra economia, che sono delle riviste che conosciamo magari poco, abbiamo l'Eco Istituto qua a Mestre, e dobbiamo ripartire con iniziative che sembravano superate. Noi mercoledì ci facciamo una manifestazione alle 9 perché vogliono aprire un altro inceneritore a Mestre. Adesso il 31 o un altro nuovo, quindi ripartiamo da dove avevamo pensato. Mercoledì o giovedì? No, giovedì, scusa, giovedì alle 9. Quindi bisogna sempre ripartire da battaglie che pensavamo di aver chiuso. Quindi agire localmente vuol dire tenere gli occhi aperti sempre e continuare le battaglie che abbiamo fatto. Dopo questo respiro di ottimismo che ci ha portato mi ricordo il festival di Mira. Se non avete il Depliant, qua c'è un po' di Depliant. Ad ottobre. Allora, noi abbiamo gli ultimi due interventi. Carlo, se tu non sei velocissimo, toglilo, tagli fuori dal dibattito, capito? E poi c'è chi, Stefano ha detto che non vuole parlare. 3-4 idee solo. Non hai detto niente? No. Carlo? No, 3-4 idee solo. Finalmente. Credo sia utile a Luca socializzare un'impressione, una scoperta piacevole, no? Che tra le righe c'è in molti interventi di chi ne ha parlato, ma non è così automatico. Io ho riletto recentemente un libro su Alex e subito dopo ho letto il libro di Francesco, l'enciclica. E sono uno al capitolo 1, al capitolo 2, cioè è incredibile, a me ha fatto questa impressione, come alcuni passi di Francesco vanno a soluzione esattamente sui tasselli lasciati aperti e irrisolti dal dramma di Alex. Questo perché forse al di là, come dire, del contenuto religioso, apre, come dire, una prospettiva di gioia e di speranza, di nuovo stile, di nuova, come dire, ottimismo di vita a quello che ad Alex invece non ha concluso con in parte un'incapacità, una sensazione di inadeguatezza, di insufficienza, di pessimismo. Questa cosa, come dire, ha dato a me, come impressione, una novità di, si diceva prima, necessità di gioia in quello che facciamo, lo diceva Albino, che effettivamente ci mancava, molti di noi mancava. Forse è il caso di scoprirla ancora di più, di valorizzarla, perché tra l'altro diventa preziosissimo in un momento in cui le sensazioni emotive, lo stato psicologico di larghe masse di popolazione si vede sempre più pessimista, sempre più in difficoltà a trovare quadrature del cerchio che stanno in piedi, e forse quella cultura che c'è dietro l'enciclica è forse una chiave nuova, ecco, che dà una sensazione, ecco, di gusto della vita nuova. Ecco, che 20 anni fa invece a noi ci aveva sconvolto la fine che aveva fatto Alex, ci ha lasciato così per tutti questi anni. Questa è una riflessione che faccio perché forse può essere utile a qualcuno. E altre 2 o 3 idee. Credo che siamo drammaticamente indietro, lo dico da anni, io questo mi sentite molte volte, nello spiegarci, nello spiegare, nel far capire tutti i risvolti economici e finanziari delle cose che facciamo. È drammatica l'arretratezza nostra, nel riuscire a costruire un quadro unitario, coerente intendo, di valutazione ambientale, territoriale, paesaggistica, delle molte cose che vengo a affrontare, con i relativi risvolti economici, con le valutazioni e i valori economici finanziari che la popolazione dà. Traduco. Noi tutti lavoriamo spessissimo in modo critico sulle infrastrutture, e sulle grandi infrastrutture vige ancora un pensiero quasi unico
di utilità economica finanziaria. Non c'è verso che la cultura unica, il pensiero unico, con tutte le salse, dica sempre che bisogna ripartire con lo sviluppo, di nuovo crescita, e di nuovo attraverso le infrastrutture a base, e non riusciamo a sforare, a convincerci e a parlare noi una lingua nuova che sbugiardi questa cosa, che le infrastrutture saranno la nostra condanna futura, economicamente, finanziariamente, ma non riusciamo neanche a razionalizzarlo tra noi. C'è una arretratezza gravissima di economisti tra di noi che ci costruiscono un quadro coerente. Io sento tantissimo questa, no, ce ne sono stati importanti, Marco Ponti, quando lo sappiamo, le valutazioni e le letture che faceva Guglielmo Zambrini sugli aspetti economici, ma siamo molto indietro, siamo veramente molto indietro. Alcune cose sono assolutamente trascurate, Viale con tutta l'economia del riciclo anziché dei bruciatori, importantissime, ma sono ancora frazioni minime, non c'è una risposta complessiva. Credo che dobbiamo portare una grande attenzione a dotarci di economisti, di una cultura economista nuova, ecco, tra noi, e forse potrà anche essere una risposta all'uscita della cultura, perché stiamo ancora di nuovo parlando di sviluppo, non c'è verso, cioè tutti stiamo ancora parlando di fatto nel dibattito pubblico, non c'è nessuno che dica criticamente, forse non è più il caso, forse sarà la condanna, forse siamo arrivati a questo punto perché tutti se ne sono dimenticati. Un ulteriore stimolo, pensieri nuovi, cultura nuova, anche se vogliamo laterale, trasversale, anche provocatrice, un esempio stupido, ma mi diverte molto, lo faccio più volte, mi avete sentito già forse. Voi sapete che viene sempre criticata la sindrome del non nel mio giardino, no? Non nel mio giardino, not in my backyard, non nel mio giardino, la sindrome. Bene, e io rispondo, io ne vado orgoglioso, sono fiero, faccio, come dire, del NIMBY il mio orgoglio, voglio fare la giornata dell'orgoglio NIMBY. Io non sono malato. Sindrome, sei tu malato di infrastrutture, io sto benissimo, sono in piena salute nel non volere le infrastrutture, sei tu malato che hai la sindrome delle infrastrutturite, non sono io malato. E noi tutti parliamo da 20 anni della sindrome NIMBY, come dire, usando noi le parole che ci fanno male dell'avversario, quando invece dovremmo liberarci e dire, cazzo, sei tu malato, non noi, e non abbiamo ancora coraggio di dirlo, no? Per dire. Forse la cultura nuova è uscire proprio da alcuni luoghi comuni che ci hanno incastrato, continuano a incastrarsi, ma siete NIMBY. E io guarda, sono orgoglioso di essere NIMBY, perché questa terra è la mia terra, questo Veneto è il mio territorio, il mio giardino è questo. Ed erano i nazisti che volevano portarmi via, cioè i bolscevichi che volevano portarmi via il mio giardino, oppure i nazisti che volevano obbligarmi a fare quello che volevano loro nel mio giardino. No, il mio giardino è mio, non faccio quello che voglio, è il mio Veneto, il mio giardino. E ne sono orgoglioso, sei tu malato, non sono io malato. E invece non abbiamo neanche il coraggio di usare questa provocazione, no? Spesso siamo marginali anche nella cultura nuova, forse dobbiamo avere coraggio. Ultima cosa. Credo che nei prossimi 20 anni, 10 anni, non lo so, dovremmo di fondo essere più vivi, diciamo così, più vivi, non lo dico a me, lo sento da me, questa è una proiezione mia personale, sui temi della, diciamo in senso lato, della pace e della giustizia. 20 anni fa avevamo una cultura, come dire, equilibrata. Alcuni se lo ricordano, no? Pace, giustizia, salvaguardia del creato, che è una formulazione un po' religiosa, ma comunque ecologia, insomma, è tutela del mondo, no? E invece ci siamo spesso, io per primo, come dire, trovati inadeguati, diciamo così, insufficienti, distratti, oppure incapaci di dare una risposta locale e quotidiana, come nell'altro, sui temi della pace del tutti. Dovremmo forse portare nuova attenzione ai temi. Io trovo per esempio gravissima la distrazione generale che si sta portando sui temi del conflitto internazionale, dei conflitti armati che stanno arrivando drammaticamente vicino a noi, non perché sia lontano e bene, vicino e male, ma per dire che stanno riconquistando la cultura mondiale, la quotidianità mondiale, l'emergenza, le priorità della strategia delle relazioni internazionali, e non stiamo accorgendocene. Tra un po' arriviamo e quindi dovremo portare attenzione su quello stesso, sulla giustizia, cioè riuscire a scoprire la necessità, attraverso anche le battaglie ambientali, di riscoprire un nuovo stile di giustizia tra ricchi e poveri, per chi ha potere e chi no, che invece ci siamo forse un po' distratti, mi è venuto da me, trovo che è una sfida che forse dovremmo introiettare un po' di più. Grazie.
alcuni più bravi studiano di più l'economia. E dico, riuscire a connettere il sistema decisionale tra l'economia e la funzionalità. Sì, ma c'è anche alla decisione arriva una cultura di 1000 parole, di 1000 dibattiti, in cui vince solo una certa cultura e le altre si dimentica. Sono d'accordo? No, chiaro. Luca Focambrini e poi Toio. Ricordo che alla fine di questo incontro, naturalmente chi vuole si prende un po' di tè che è pronto lì, c'è lo zucchero, i biscotti eccetera, e in questa stessa sala si fa il laboratorio come far versi, che era previsto alle 6, comincerà alle 6:10, 6:15. Bene, Luca. Siccome gli ecologisti siamo noi, cioè non c'è dubbio, cioè siamo noi e siamo responsabili di quello che facciamo e anche di quello che succede. Ho adottato lo schema della mia carissima professoressa Vittadini, sono andato a verificare cosa dicono di noi, perché noi magari non ci vediamo tanto bene. Allora ho trovato questo autore francese che pochi mesi fa, scrivendo un libro, Terzo paesaggio, che è molto interessante, ha detto: i movimenti dei verdi si fondano spesso su concetti schematici, stereotipati, che il più delle volte non sono inclusi nei loro presupposti e implicazioni. Gli ecologisti radicali sono anche più rigidi e perfino inquietanti. Cioè questo è l'aspetto che noi diamo all'esterno, cioè non dobbiamo dimenticarci che fra di noi ci vediamo tutti belli e bravi, speriamo anche. Però molto spesso anche ci critichiamo, e forse questo è il dato più positivo, però la parte più importante è come si vedono fuori, e questo non è assolutamente positivo. Allora la mia ricetta qual è? E spero che la condividiate voi che siete con me ecologisti. Contaminiamoci e contaminiamo soprattutto gli altri, cioè vediamo di intervenire in quei luoghi dove non ci riconoscono, dove assolutamente possiamo condividere con altre associazioni, con altri movimenti, con altri modi di pensare la nostra visione, perché forse riusciamo un po' a farci capire. Una delle situazioni più interessanti che si è sviluppata anche dopo la nostra marcia sul clima, che hai ricordato anche tu, è l'occasione che si svolgerà il 24 di ottobre qui a Venezia, organizzata dalla Fondazione Mattei, che non ci vede bene, no? Però potrebbe essere quello il momento in cui si va a discutere con loro. Si chiama Climaton, cioè una giornata completamente dedicata in tutto il mondo, e qui a Venezia si svolgerà con la Fondazione Mattei, in cui si propongono delle soluzioni per il miglioramento dei cambiamenti climatici. Quindi questa è una buona occasione per cui farci vedere e affermarci anche in altre sedi. Come? Convertire Carraro. Proviamoci, perché no? Proviamoci. Se non lui, magari qualcuno che gli sta vicino, però si tratta di provarci, non tirarci indietro. Non dimentichiamo le sfide tecnologiche. Uno degli orizzonti delle rinnovabili è l'applicazione delle batterie ad accumulo. Il prossimo futuro ci vedrà su questo fronte a capire come si devono gestire queste innovazioni tecnologiche. Non possiamo tralasciare questa possibilità, perché da qui verranno grosse opportunità di sviluppo e anche grosse opportunità di sfruttamento delle rinnovabili, che attualmente hanno un utilizzo discontinuo, quindi in questo senso possono dare un grandissimo sviluppo e anche di mercato. Sempre dal punto di vista di mercato, come diceva Carlo, perché non sfruttare anche le conoscenze che noi abbiamo per l'utilizzo dei fondi comunitari? Adesso ci sono dei contributi a concorrenti Stato, Regione e Comunità Europea, molto spesso non trovano la giusta applicazione proprio perché noi non sappiamo dare i giusti stimoli, non sappiamo presentarci, accettare questa sfida e proporre alle amministrazioni locali qui della nostra zona, della nostra Riviera del Brenta, proporre delle soluzioni che vedano proprio l'utilizzo di questi fondi, che altrimenti vengono, come dire, applicati da chi ha più abilità economica, e su questo non ci possiamo tirare indietro. L'altra sfida importante è proprio quella del terzo paesaggio, cioè quel paesaggio di vuoti urbani, di situazioni che sono irrisolte, un po' che stanno tra il buio e l'oscuro, insomma, che vanno continuamente tenuti sotto osservazione. Se ci manca questa capacità, poi arrivano gli investitori di Marghera, fanno un po' quello che vogliono,
grandi architetti fanno anche loro le loro proposte senza consultare i cittadini, se noi non ci facciamo avanti, quindi se non accettiamo l'idea di contaminarci con tutti coloro che hanno, come dire, i capitali, hanno la capacità di intervenire, ma noi abbiamo le idee dalla nostra parte. Grazie. Grazie Luca. E Tonia De Savognani, che poi farà il primo intervento nel laboratorio poesia per compensare. È l'ultimo Tonia, sì. Ma ci sarebbero moltissime cose da dire e essere sintetici non è facile. E cercherò di trasmettere qualche mia idea, intuizione, nel senso di spirito con il quale affronto le cose che faccio e che penso possa essere utile comunicare così. Come dire, da tutti gli interventi che ho sentito di persone con le quali mi sento in grande sintonia e condivido in parte anche la storia, ma ecco, io farei una valutazione che è una cosa comune al nostro modo di agire, secondo me, nel senso che perdiamo qualche riferimento, nel senso si sente parlare di legislazione, di regolamenti, di inquinamento, è ovvio che parliamo di ambiente naturale, ma abbiamo perso i contatti con questo, in un certo senso. Perdiamo il contatto con su quell'argomento generale per il quale noi agiamo e su quegli elementi che vorremmo tutelare, conservare, preservare o evitare che si alterino, eccetera. Ecco, quindi il mio invito, ma non so, spero che nessuno consideri bizzarra questa idea, è quello che in qualche modo dovremmo avere di più o riprendere il contatto con la natura. Sembra una banalità questo, insomma, mi è capitato molte volte di pensare della serie parliamo di necessità di vivere in modo più ecologico, corretto, più lentamente, più tranquillamente, eccetera. Dopo, nel momento in cui veniamo presi nel vortice dei problemi, siamo noi che corriamo sempre, siamo stressatissimi, non dormiamo, andiamo a sbattere con la macchina perché mentre guidi stai pensando ad altre 20 cose e così via, no? Quindi proprio noi che ci dedichiamo all'ambiente, alla natura e a principi etici e di solidarietà, eccetera, poi va a finire che viviamo non ecologicamente. Io personalmente cerco nel mio percorso e sempre di più, lo sento sempre più forte, questo bisogno invece di instaurare un rapporto più profondo e più diretto con la natura, riavvicinandomi a una visione non moderna ma antica. Non è un caso che la nostra rivista si chiama Gaia. Gaia è la terra ma intesa come entità divina e sacra. Una parte della nostra filosofia, diciamo così, di ambientalisti deriva o dovrebbe derivare dall'idea di Lovelock nel 79 che diceva la terra è un organismo vivente. Poi anche lui, la comunità scientifica, ha detto ma tu sei un cretino, è un organismo complesso, e allora in un certo senso rivisto la sua posizione, molti di noi lo hanno fatto, dicendo no, Gaia, la terra, non è un individuo vivente, non è un organismo vivente, è così complesso che è come se lo fosse. Invece se noi entriamo in sintonia con le culture antiche della terra, gli andini, gli asiatici, ma forse anche il nostro nonno, i nostri nonni che vivevano in montagna, ecco, no, loro nella loro semplicità, per alcuni,
perché poi non è sicuramente in banalità o nella loro profondità, sentivano la Terra come un organismo vivente, al punto che si rapportavano alla Terra e a tutti gli elementi come con un organismo vivente, che vuol dire un organismo senziente, consapevole e in grado di agire e di fare delle scelte. Ecco, io cerco di recuperare questo rapporto, che è un rapporto che sconfina potentemente in una visione sacrale, e che quindi recuperiamo, secondo me da ecologisti dovremmo recuperare questa visione spirituale che abbiamo perso per strada. Non è vero, perché invece è esattamente l'opposto, cioè una buona parte di noi ha iniziato il proprio percorso politico provenendo dalla sinistra, e dove i problemi legati all'ecologia erano visti, ma l'ho sentito dire anche nel periodo scellerato dei verri veneti, quando ci sono stati quei problemi che penso la maggior parte di voi ha vissuto e conosce bene, in cui qualcuno teorizzava che la sinistra non doveva lasciarsi scippare l'ecologia perché era la forma moderna della lotta di classe. Della serie, in Occidente uno di sinistra deve essere un ecologista, invece i compagni cinesi, russi o cubani hanno diritto ad avere le centrali nucleari perché devono sostenere la lotta contro il capitalismo occidentale. Ecco, penso che abbiamo abbandonato questa visione così funzionalista, diciamo, e così interessata anche, ma comunque siamo rimasti ad una visione, ad un livello diciamo che per un certo senso va bene, di scientificità, cioè per molti di noi ancora l'ecologia dipende da una impostazione rigidamente scientifica, che non sto dicendo che è sbagliata, è giusta, ma deve essere uno strumento, non un fine. Invece mi rendo conto personalmente che per molti o riesce a rimanere nell'ambito di un inquadramento scientifico, tutto quello che è fuori non ci interessa più. Mi ricordo i tempi in cui, appunto, oltre a questo che ho appena detto dell'ecologia, appunto come parte, come espressione più moderna della ormai abbandonata idea della lotta di classe, ma comunque l'ecologia è scienza. Tutto quello che non è scientifico non interessa, non deve interessare, cioè, o non, è come che esulasse dal nostro campo di azione. E non è vero perché comunque noi abbiamo a che fare sempre con un insieme biologico, quindi con un insieme complesso, ma in cui, come ha detto Don Albino prima, l'elemento principale è la vita, e mi è piaciuto molto che Don Albino abbia detto la vita, ma mi sarei aspettato, come dire, in un certo senso una banalità, ma da quel tipo di visione fino a qualche tempo fa ci sarebbe stato da aspettare questo, cioè la vita sì, ma la vita biologica e soprattutto con l'uomo al centro, no? Invece Don Albino ha detto la vita intesa in senso lato a partire dalle rocce. Bellissimo, sono perfettamente d'accordo, ma è la visione di tutti i popoli nativi che hanno capito la complessità, ma anche la interdipendenza di tutti gli elementi che ci circondano da sempre, quindi ben prima di noi, cioè delle cose che noi pensiamo
di aver scoperto, di aver acquisito culturalmente, ma qualcuno le pensa da migliaia e migliaia d'anni. E quindi se ci stiamo arrivando lentamente e con difficoltà, io credo che, cioè io sento personalmente di avere il bisogno di connettermi di più con questa visione olistica, chiamatela come volete, eccetera, nella quale la scienza ha una sua parte importante, intesa in senso moderno, ma una parte, non esaurisce tutto. E quindi questa visione che può avere una cultura primitiva, nella quale la natura va rispettata, ma anche perché è sacra, anche perché in qualche modo ha dipende da qualcosa che forse non riusciamo a spiegare, non riusciamo a capire perché è misterioso, perché è di una complessità e di una inspiegabilità che insomma in un certo senso va fuori dalla nostra capacità di comprensione, ma la possiamo percepire. Allora non la possiamo capire con una formula matematica, ma la possiamo intuire, la possiamo e anche vivere. Ecco che quindi una visione che include il soprannaturale, che non è dimostrabile, ci dà una misura diversa di quello che facciamo. Ecco, in un certo senso io penso che ho quasi finito, che in questa visione l'enciclica di Papa Francesco è stata veramente un sasso nello stagno. Cioè una parte della nostra cultura ecologista, quella che si era fermata alla politica o quella che si era fermata a una visione solo scientifica, ha ricevuto uno scossone e ci dà una visione nuova e una possibilità anche di agire nuovo, ma collegato anche con delle cose molto, molto antiche e molto, per fortuna, ancora presenti. Ecco, quindi diciamo che una visione in cui la Terra non è come se fosse viva, ma è in realtà un vero organismo vivente, in qualche modo è più facile collegare con una visione anche religiosa, anche soprannaturale. E io credo che un ecologismo, l'ecologismo politico ha già fatto il suo tempo, l'ecologismo scientifico sta già dimostrando ha già dimostrato tutta la sua incompletezza, perché non può spiegare tutto, perché non può dare sempre una spiegazione, perché non può essere solo l'unico modo con cui giudichiamo la realtà, e quindi una visione che includa lo spirituale è, io credo, l'unica questo per quello che è il mio modo di pensare e di agire, è l'unico modo per riuscire ad andare avanti. Un'ultima considerazione, ho sentito quello che diceva Cristina prima e anche quello che diceva Maria Rosa. Ecco, io credo che in qualche modo hanno ragione entrambi. Quello che diceva Cristina è qualcosa che è una visione che tende verso il futuro, ma con questi alle spalle anche delle culture, una visione filosofica e di scelta di vita molto antica. Quello che diceva Maria Rosa è appunto una situazione attuale in cui non possiamo fare di meglio, ma che non durerà per sempre. Oppure è nostro compito far sì che non duri per sempre. So benissimo che non possiamo dire dall'oggi al domani nessuno deve mangiare più carne, non deve mangiare carne è peccato. Io sono convinto che fra un tempo non definibile in questo momento, ma probabilmente l'umanità sarà in grado di vivere senza dover uccidere altri esseri viventi per riuscire a sopravvivere. Allora, attenzione.
3 cose. Uno, un commento a questo, 2, le conclusioni, poi 3, uno spunto a discorso, perché altrimenti stiamo impedendo l'altro. Il commento a questo è, qui siamo nella deep ecology, non è che toglie in questo momento all'altro, stiamo in un movimento profondissimo che permea il movimento ecologista, soprattutto americano, ma anche tedesco, quindi non stiamo fuori, non siamo abituati a questo tipo di ragionamento. Però abbiamo fatto molti incontri ecologia e spiritualità, noi anche in Cassiglia, anche a Malcontenta, proprio su questa linea. 2, i 100.000 passi di Schiavini, le marce della Palantina, sono esattamente in questa continuità, esattamente, perché credono nei miracoli, tra virgolette, cioè credono che ci sia qualcosa che va al di là dei ragionamenti strettamente politici e talvolta ci riescono. Terzo, questa era una specie di brainstorming, cioè ognuno doveva dire le cose che aveva nell'animo, non avevamo da decidere nulla, non è che c'è una decisione da prendere, però gli spunti che sono venuti sono tantissimi, io ne ho presi giù una ventina almeno dal primo intervento all'ultimo. Cercherò nei prossimi giorni con calma di fare una mail a tutti quelli e quelli che non ricevono già le mie mail, per favore si vengano qui a segnare, perché non sono sicurissimo che tutti i presenti le ricevano, che inizia e che continua, scusate, questo tipo di discussione, in maniera che il discorso di far rete, di sinergia, che tutti abbiamo detto in qualche maniera, no? Di valorizzare eccetera, cominci subito, che poi diventi anche un corso itinerante, come diceva Federico, pure diventi altre cose come sono state dette, pensiamo a quelle che ha detto Franco, cioè basterebbero quelle per fare 20 anni di iniziative. Dipenderà da tante altre cose, non solo dai presenti, però cominciamo a spargere questa cosa, questo seme, diciamo. Ognuno è invitato però, inoltre, a far presente le cose che ha detto a me, cioè per esempio quando prima Pinucci ha fatto riferimenti a tutta una serie di questo bellissimo questione di un sito dove c'è tutto, eccetera. Mandatemi per favore per mail queste cose perché io le possa mettere in questo verbale giuste, che se no uno va in cerca di quell'archivio e non lo troverà mai se non nella maniera giusta. Mao? Sì, un minuto. Ma intanto a Toio dicono c'è un bel libro di Capitini, Religione aperta del 47, che parla di queste cose qua, dell'individualità del singolo filodelfo, del soffio che c'è nella Chiesa. Siamo nel 37, durante il fascismo, Capitini rifletteva sull'ecologia profonda, eccetera. Chiuso. Tutti i nostri interventi, ognuno, c'è un filo comune, insomma, io ho sentito. Difesa della vita, difesa della salute, difesa del territorio, difendiamoci dalle variazioni climatiche, la difesa. Istituzionalmente la difesa è appaltata ai militari, spese militari, esercito, eccetera, eccetera. È un tema invece, quello della difesa, di cui noi ci dobbiamo riappropriare e stiamo parlando della difesa civile, non armata, non violenta, che ha tutte queste articolazioni. Su questo, già da 2 anni, abbiamo costruito una campagna, si chiama Un'altra difesa è possibile, che ha già ottenuto risultati straordinari. Abbiamo già un progetto di legge depositato in Parlamento, già iscritto all'attenzione della 4ª Commissione Difesa e la prima Affari Costituzionali. Ci sono già 74 deputati che l'hanno sottoscritta. Adesso siamo nella seconda fase della campagna, che è questa cartolina. L'idea è semplicissima della campagna e adesso non sto a dire l'articolato, comunque l'idea è sottrarre fondi alla difesa armata per costruire un dipartimento istituzionale, cioè tutto quello che facciamo noi va benissimo, ma pretendiamo che lo Stato organizzi una difesa non violenta della vita, della salute, dell'ambiente, del territorio, della protezione civile, difesa dai terremoti, eccetera, eccetera, eccetera. La legge dice questo: prendiamo i soldi lì, che ci sono tanti, che li stiamo sprecando, e li mettiamo a costruire una difesa territoriale, ambientale. Chiuso. C'è questa cartolina, ne ho lasciate giù tante, si tratta di compilarla, scrivere, mandarla ognuno al proprio deputato di riferimento di qualsiasi partito